Buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione anche oggi per raccontarvi quello che accade nel nostro territorio e anche a nord-est. Tanti temi che affronteremo anche oggi, a partire ovviamente dalla cronaca. Torneremo a parlare di indagini della Guardia di Finanza, ma della Guardia di Finanza per il futuro delle Fiamme Gialle a nord-est, il cambio della Guardia oggi per il comando interregionale appunto nord-est delle Fiamme Gialle. Ci collegheremo fra poco con il nostro Filippo Fois per questa cerimonia importante e la nuova guida della Guardia di Finanza a nord-est, con tutte ovviamente le tematiche inerenti alle indagini della Guardia di Finanza, come sempre importantissime. Peraltro c'è una notizia, ve la leggo direttamente dal sito del Gazzettino Online di poco fa, un'indagine della Guardia di Finanza di Trieste con una frode fiscale, ecco la leggete, una frode fiscale su lussuosi appartamenti a Jesolo. È stato arrestato un imprenditore e sequestrati 1,5 milioni ai soci di due ditte. È una operazione, un'indagine del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste che hanno ricostruito una presunta frode fiscale nel settore immobiliare. C'è un imprenditore arrestato e appunto tra gli immobili anche lussuosi appartamenti a Jesolo lungo il litorale. Tanta cronaca, ma parleremo anche di turismo, di rilancio del turismo in questa fase difficile. Torneremo a parlare di economia, torneremo a parlare di alpini perché avremo il riconfermato numero 1 dell'ANA nazionale, il trevigiano Sebastiano Favero, e quindi parleremo anche del raduno triveneto ormai quasi alle porte. Insomma tante tematiche, ma c'è la cronaca che incombe ovviamente. Andiamo a Padova per un arresto di un cittadino marocchino che sfruttava altri cittadini stranieri. Un marocchino di 30 anni, residente nella Bassa Padovana, è stato arrestato per sfruttamento del lavoro di 23 immigrati di origine africana, alcuni dei quali irregolari in Italia. L'indagine è stata portata avanti dai carabinieri del gruppo Tutela Lavoro di Venezia e dell'Ispettorato del Lavoro di Padova con la collaborazione dei militari di Este. Tutto parte nel maggio 2020, dopo le denunce di alcuni lavoratori. I carabinieri hanno così accertato che l'uomo reclutava stranieri di nazionalità marocchina, senegalese e gambiana, impiegandoli in condizioni di sfruttamento presso aziende agricole locali con una paga inferiore a 5 euro l'ora, palesemente inferiore a quella contemplata dai contratti collettivi regionali e nazionali, in turni di 10, 12 e anche 15 ore lavorative giornaliere, senza riposi settimanali, e per la raccolta degli ortaggi, obbligati a lavorare sotto la pioggia e nel fango, privati dei servizi igienici e dei luoghi dove potersi cambiare o consumare i pasti, sotto una costante vigilanza. Le vittime inoltre alloggiavano in abitazioni sovraffollate, senza gas e acqua calda, costrette a pagare fino a 150 euro mensili per il posto letto. E poi il tema è sempre quello, l'inchiesta sul caporalato che ha coinvolto 2 aziende padovane, tra cui, lo ricorderete, Grafica Veneta. La Procura di Padova ha chiesto rinvio a giudizio per 12 persone e l'archiviazione per altre 5. Archiviata anche la posizione di Fabio Franceschi, il titolare di Grafica Veneta. 12 rinvii a giudizio, 5 archiviazioni. Un altro punto fermo nell'inchiesta sul caporalato aperta dalla Procura della Repubblica di Padova nel luglio del 2021. Una bufera che si era abbattuta su 2 aziende del Padovano, tra cui Grafica Veneta SPA di Tre Baseliche. Tra le 5 posizioni archiviate, non essendo state raccolte prove a suo carico circa la consapevolezza della situazione dei lavoratori stranieri, scrive il procuratore di Padova Antonino Cappelleri, anche quella del titolare di Grafica Veneta Fabio Franceschi. 11 gli arrestati nel luglio del 2021, coinvolti a vario titolo in un'indagine condotta dai carabinieri di Padova sullo sfruttamento di un gruppo di lavoratori pakistani da parte di 2 connazionali titolari della BM Service di Trento, uomini costretti a turni di 12 ore di lavoro senza indennità e in caso di ribellione picchiati e sequestrati. Tra gli indagati il titolare della BM Service Badar Arshad Badar di 55 anni e i 2 figli, tutti ancora in carcere, indagati per rapina, sequestro di persone, estorsione, violenza privata, lesioni personali. Altri 2 indagati, Giampaolo Pintone e Giorgio Bertan, rispettivamente responsabili della sicurezza e amministratore delegato di Grafica Veneta, lo scorso ottobre avevano patteggiato una pena di 6 mesi, commutata in 45.000 euro di multa per sfruttamento del lavoro.
Poi la piaga degli incidenti stradali abbiamo raccontati anche ieri, dolore e rabbia per la morte improvvisa di Marco Gasparini, il centauro di Breda di Piave. Siamo nel trevigiano, morto ieri pomeriggio poco lontano da casa uscendo di strada con la sua potente moto. Morto in un incidente stradale, come era accaduto al padre quando lui era adolescente. Un destino tragico quello che ha atteso il 51enne di Breda di Piave, Marco Gasparini, in sella a una moto che la moglie Valeria non voleva comprasse lo scorso ottobre e aveva il terrore che usasse. Gasparini ha perso la vita ieri pomeriggio sulla sua Kawasaki 800 mentre percorreva una strada familiare, via Bovona, San Bartolomeo di Breda di Piave, poco distante dalla sua abitazione di via Villa del Bosco. All'altezza di una curva il 51enne ha perso il controllo della grossa motocicletta, finendo fuori strada e andando a scontrarsi con un cartello segnaletico. Un impatto fatale al centauro, morto sul colpo. Le paure della moglie hanno purtroppo preso forma nella maniera più drammatica. Gasparini lascia lei e il figlio 19enne Alessio. Originario di Lancenigo, appassionato di moto e di vini, tanto da diventare sommelier, lavorava all'Electrolux di Susegana, dove la notizia è arrivata ieri in tarda serata, lasciando tutti sgomenti. Poi l'altra vittima ieri, il 27enne di Megliadino San Vitale. Il giorno dopo lo schianto mortale emerge un retroscena. A trovare l'amico nell'auto finita fuori strada è stato appunto un conoscente con cui la vittima aveva trascorso la serata e i funerali venerdì. È stato l'amico di sempre, Enrico, a soccorrere per primo Giulio Santi, 27 anni, di Megliadino San Vitale, morto nell'impatto della sua auto con la base di un ponte in via Bosco Alto, a pochi chilometri da casa. È questo il retroscena che rende ancora più drammatico l'incidente mortale avvenuto nella Bassa Padovana. I due ragazzi avevano trascorso la serata insieme in un bar del posto, chiacchierando del più e del meno. Poi sono saliti sulle rispettive auto per tornare a casa. E dopo che Giulio è finito in un fossato e poi contro un muretto, pochi minuti dopo è stato proprio Enrico, che sopraggiungeva nella stessa direzione, a vedere l'auto di Giulio fuori strada. Purtroppo chiamare immediatamente i soccorsi non è bastato. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del 27enne. Il funerale sarà celebrato venerdì alle 15:30 nella chiesa di Megliadino San Vitale. Continuano intanto i tentativi di truffa durante gli esami proprio per la patente di guida, l'ultimo caso nel Padovano. Esame con l'imbroglio. È successo prima dell'esame per recuperare la patente alla motorizzazione civile. Ieri mattina, infatti, nella sede di Corso Spagna, un candidato è stato trovato con un auricolare per farsi suggerire le risposte per recuperare il permesso di guida. Uno degli esaminatori, infatti, si è accorto che un esaminato aveva un auricolare all'orecchio coperto dai capelli. A quel punto è stato richiesto l'intervento dei carabinieri che, arrivati nella sede della motorizzazione, hanno sentito il candidato. Per lui una denuncia per cognizione illecita di comunicazioni informatiche, un reato che prevede una pena che va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 4 anni di reclusione e il sequestro degli auricolari. Lunga attesa per gli altri esaminati, che hanno dovuto attendere che i carabinieri finissero i loro accertamenti prima di iniziare l'esame. Ancora nel Padovano, ubriachi in un parco pubblico dopo un festino a base di birra e vodka, 2 sanzionati. Festino al parco di via Pasubio a Campo San Piero. In 10 stranieri sabato sera si sono radunati sotto il gazebo del parco pubblico bevendo vodka e birra. Il gruppo è stato visto da una pattuglia della polizia locale che, identificandoli, ha notato che 2 erano così ubriachi da non reggersi in piedi. Si tratta di un cittadino marocchino domiciliato a Campodarsego e un cittadino rumeno residente a Castelfranco Veneto. I 2 sono stati sanzionati per ubriachezza in luogo pubblico. Da un controllo sulla banca dati interforze, però è emerso che i 2 risultavano gravati da numerosi reati come truffa, danneggiamento, ubriachezza e guida con patente sospesa. Di nuovo nella Marca, il lutto a San Fior per la scomparsa di Alberto Toffoli, storico ottico del paese, che solo una settimana fa aveva subito un intervento al cuore e su Facebook aveva condiviso la gioia per la buona riuscita dell'operazione. Disposta l'autopsia.
Mi hanno sostituito l'aorta ascendente e riparato una mia valvola, un'equipe di medici, anestesisti e infermieri eccezionali. Avevo una bomba d'orologeria all'interno del mio corpo e queste persone me l'hanno disinnescata. Queste le parole che Alberto Toffoli, 56 anni, aveva scritto in un post su Facebook qualche giorno dopo l'intervento al Cafoncello. Allegata una sua foto nel letto dell'ospedale, sul torace un grande cerotto. Aveva voluto ringraziare la moglie Giulia che non lo aveva mai lasciato solo e tutta l'equipe che lo aveva operato. Così aveva condiviso la sua gioia per l'intervento riuscito. Poi però domenica pomeriggio il malore fatale. Vogliamo innanzitutto esprimere come equipe e come azienda il profondo dolore per la scomparsa del signor Toffoli. Alla famiglia con cui abbiamo quotidianamente condiviso la fase pre- e post-operatoria vanno le nostre più sentite condoglianze, dice il dottor Giuseppe Minniti, primario della cardiochirurgia. Il signor Toffoli era un paziente complesso, era già stato sottoposto ad un primo intervento nel 2007. Il 23 maggio è stato sottoposto ad un secondo intervento dopo che le valutazioni fatte nei mesi scorsi ne avevano evidenziato l'opportunità. L'operazione era andata bene, così come regolare erano stati sia il decorso che le indagini post-operatorie. Domenica purtroppo, continua il dottor Minniti, si è manifestata un'improvvisa aritmia da fibrillazione ventricolare, refrattaria a qualsiasi tipo di manovra rianimatoria che, nonostante l'immediata risposta di cardiochirurghi, anestesisti e tutto il personale infermieristico, ha provocato il decesso. Per chiarire eventuali predisposizioni all'insorgenza di aritmie, conclude Minniti, abbiamo richiesto di comune accordo con la famiglia il riscontro autoptico. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra poco, torniamo a parlare di Ring e del sondaggio lanciato ieri, parliamo di politica e parliamo di quell'annuncio di Matteo Salvini, quel viaggio a Mosca poi congelato che tanto dibattito e tante polemiche ha scatenato. Allora il sondaggio ieri sera a Ring ha avuto questo esito, vi avevamo chiesto viaggio per la pace in Russia, Salvini sbaglia? Per il 47% sì, per il 52,8% invece no. Quindi una situazione abbastanza, diciamo, come dire, equilibrata tra le due posizioni e l'importanza eventuale di questo viaggio e invece la poca necessità in questo momento del viaggio. Peraltro una situazione che ha visto la stessa Lega, come dire, isolare il suo leader, anche Giancarlo Giorgetti in queste ore ha detto scelta da concordare con il governo, a conferma di una sorta di isolamento all'interno del carroccio del proprio leader che continua. Allora vediamo i commenti ieri proprio su questa vicenda. Notando che da Letta a Renzi alla Meloni a Calenda un grido di attacchi e di polemiche, a volte mi viene voglia di dire: ma chi me la fa fare? Io passo 2 giorni con i miei figli e con i miei genitori e tenetevi le vostre polemiche, tenetevi la vostra guerra. Il gelo dal governo, le critiche degli alleati, prima tra tutti Giorgia Meloni, ma soprattutto l'isolamento all'interno del partito, la Lega. Il viaggio a Mosca annunciato dal segretario Matteo Salvini, una trasferta che doveva concretizzarsi a breve e al momento congelato. Per ora nessun confronto diretto con il presidente Vladimir Putin per parlare del conflitto in Ucraina, un'intenzione che aveva destato lo stupore di tutti, compresi i compagni di partito. Luca Zaia evita di entrare nel merito davanti a fatti che non conosco, non esprimo considerazioni, dice, e poi aggiunge: a prescindere dalle notizie e dal fatto che Salvini vada o non vada a Mosca, noi dobbiamo fare in modo che questo periodo che intercorre tra l'inizio della guerra e la fine della guerra sia ridotto al massimo. Spero che si arrivi a un armistizio, spero che si arrivi alla pace, visto considerato che ogni istante che passa fa perdere la vita a persone in Ucraina, e spero anche che vinca il linguaggio della diplomazia sulle prove muscolari. Da Padova l'ex premier Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, liquida il caso con poche parole e un'espressione che già dice tutto. Salvini ha i suoi desideri, per carità. Chi infila il coltello nella piaga senza esitazione è il senatore del PD Andrea Ferrazzi, che dopo aver elencato i trascorsi tra Salvini e Putin bolla così l'idea del leader leghista. Sarebbe un tentativo assolutamente, come dire, improbabile, come giustamente ha detto il ministro della difesa, e noi ci aspettiamo che un leader di un partito che appoggia il governo Draghi, ragioni con il governo per trovare questa volta sì una soluzione che non sia propaganda chiacchiericcio. Quindi qui non servono propaganda, non servono sciocchezze, qui serve serietà e bisogna trovare la soluzione per portare la pace davvero radicata in base al diritto internazionale.
Quello del viaggio di Salvini a Mosca è stato uno dei tanti temi affrontati ieri sera a Ring. Ieri sera però anche un ospite importante di Ferdinando Varino, per la prima volta in una trasmissione televisiva, Marco Zennaro, l'imprenditore che soltanto 2 mesi fa è rientrato in Italia dopo l'incubo della prigionia in Sudan e quei tanti mesi anche dopo la scarcerazione, bloccato in Sudan per una vicenda dai contorni ancora non chiari. Ieri sera dunque ospite e la ammissione che ancora dopo mesi c'è difficoltà a superare questa durissima esperienza, ma la consapevolezza anche dell'importanza delle piccole cose, o meglio delle grandi cose, la famiglia, gli affetti. Allora sentiamo un primo estratto della lunga intervista di ieri a Ring di Marco Zennaro. Lei si sente di raccontare, diciamo, perché un insegnamento difficile trarre da una vicenda di questo genere che, come detto, è passata sopra la testa e forse significava altro e purtroppo l'ha coinvolta. Però, diciamo, una conseguenza sua interna c'è oggi? Cosa porta dentro di sé? Non sono ancora così sereno, ecco, come vorrei essere. Non sono ancora, ogni tanto parlando così un po' alla spiccia dico che non sono ancora in bolla, cioè non sono ancora diciamo libero. Sì, non sono ancora così esente dai ricordi, rabbia l'ho lasciata, perché la rabbia è un sentimento forte che però in questo preciso momento non è giusto e non è soprattutto positivo e costruttivo averla, perché ho passato molto tempo sommerso di rabbia durante le fasi in cui ero in hotel, ero in ambasciata e purtroppo la rabbia è un'accezione della propria personalità che è poco costruttiva. Certo. E adesso quindi non porto neanche rancore per chi mi ha condotto in quella situazione. Devo cercare di focalizzare l'attenzione su quelle che sono le cose meravigliose che abbiamo. Ieri noi abbiamo una piccola terrazza e guardavo appunto il cielo, il tramonto che c'era ieri a Venezia, era qualcosa di meraviglioso. E non è scontato, no? Non è scontato, noi vediamo tante cose così scontate, vediamo la bellezza che ci circonda come una cosa così che ci è capitata, ma non è scontato. È cambiata la sua vita, no? Il suo approccio alla vita in questi mesi adesso di ritorno, credo la viva forse un po' più con una lentezza, non lo so, come la possiamo definire, assaporando ogni momento? No, in tanti mi hanno, cioè, un po' anche minimizzando poi quello che sono le tematiche quotidiane, in tanti si approcciano o cercano di farmi dire che sono cambiate le priorità, ti saranno cambiate le priorità, ma alla fine se poi noi guardiamo bene le priorità sono le medesime. La famiglia. Sono la famiglia, sono il lavoro, sono lo stare bene, lo stare in compagnia, cercare di sorridere, cercare di far sorridere, che non sono diverse dalle priorità di un'altra persona, non dovrebbero almeno essere, solo sono cambiate, come ho spiegato o cerco di spiegare. È cambiato la definizione la descrizione, la definizione di priorità. Priorità nel mondo in cui viviamo a volte assume un atteggiamento, non un atteggiamento, un significato quasi ansiogeno che deve essere a tutti i costi risolta nel più breve possibile, altrimenti diventa impossibile portare. Invece
io credo che la priorità abbia come principio fondante l'importanza della cosa, dell'attività, del suo svolgimento, per cui una cosa importante va svolta. La sua bimba, la più piccola, ha ancora paura la mattina quando esce, per il timore che lei non ritorni subito? Ecco. Qualche volta io, anzi più di una volta, io esco prima che lei si svegli e cerco di fare il minor rumore possibile per non svegliarla, però un po' anche il suo dormiveglia mattutino si sveglia e quando sto uscendo viene quatta quatta e mi dice: papà, torni, vero, questa sera non andare lontano, me lo dice un po' in dormiveglia, un po' rassicurandola, la rimetto a letto, rassicurandola che ci vediamo a cena, intanto divertiti all'asilo e fai le tue cose. È molto, sono delle scene un po' intime, un po' molto particolari da raccontare, però nell'assurdo la più piccola è quella che ha sentito di meno, ecco, il distacco del proprio padre, perché poi insomma si è trattato di un distacco fisico, morale, mentale, insomma è che la sua età di 4-5 anni questo distacco è stato meno impattante secondo me rispetto a quello che può essere stato anche per gli altri due che hanno 12 e 11 anni, o anche per mia moglie stessa o per mia madre stessa, insomma per tutte le persone a cui sono legato in maniera speciale, ecco. E poi non solo il sentimento, insomma, a poco più di 2 mesi dal ritorno in Italia, ma anche il tentativo di riflettere su quanto accaduto, dicevamo, una vicenda dai punti ancora poco chiari, il tentativo di capire i motivi di questa drammatica esperienza. Sentiamo ancora un estratto. Ha l'impressione di essere finito in un gioco diverso, in un gioco più grande? Io ho ancora l'impressione che qualcosa dobbiamo ancora vederlo in questa grossa spazzatura in cui io sono finito, mio malgrado, perché conosco il paese da quando seguivo papà con i pantaloni corti. Andavamo, mi ricordo, a fare queste riunioni in questi uffici dove la gente era distesa che mangiava datteri e noi firmavamo contratti tra un dattero e l'altro. Dopodiché, insomma, quindi il paese lo conosco, la gente lo conosco. Purtroppo negli ultimi anni si è in qualche modo è stato portato ad una situazione irreale, illogica, sostanzialmente spettro di una società che è schiava di diverse fazioni militari, per cui ogni fazione militare controlla una parte del paese. Io credo che di essere stato l'oggetto del contendere di un mercato che prima apparteneva a una certa fazione e la mia reintroduzione in quel mercato ha dato fastidio e quindi probabilmente sono stato in qualche modo osteggiato e tra virgolette respinto in maniera violenta. Il loro scopo era quello di annichilire la volontà di resistenza della mia resistenza e in qualche modo, quindi da togliermi il telefono, da non darmi da mangiare, da non farmi uscire, cioè tutte queste cose piccole che sono delle piccole torture quotidiane a cui a un certo punto ho pensato bene di non tenerci più.
Ad accogliere nel marzo scorso al ritorno a Venezia Marco Zennaro era il nostro Filippo Fois, che invece questa mattina è sempre a Venezia, ma è per un altro importante evento, lo abbiamo anticipato prima, e cioè il cambio alla guida del comando interregionale nord-est della Guardia di Finanza. Lo ha proprio seguito per noi e da poco concluso il nostro Filippo Fois insieme a Sandro Ponchio. Filippo. Sì, esatto. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Prendiamo la linea da Venezia, dall'isola della Giudecca. Ci troviamo alla caserma Tommaso Mocenigo della Guardia di Finanza, dove si è appena conclusa la cerimonia. Anzi, pregherei Sandro Ponchio di farvi vedere il palco nel quale è appena avvenuto questo cambio di consegne tra il generale Bruno Buratti, che è il generale uscente, per così dire, dal comando interregionale dell'Italia nord-orientale della Guardia di Finanza, e Carmine Lopez, che è subentrato al comando. Naturalmente è stata l'occasione anche per fare il punto su quella che è la situazione della nostra regione. Erano presenti i comandanti sia del Veneto peraltro che del Trentino Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia. Come sempre quando si tratta di un bilancio della Guardia di Finanza, il campo si allarga a quella che è la situazione economica e sociale del nostro territorio. Però io prima di aggiungere altro vi farei ascoltare i due generali che oggi si sono avvicendati alla guardia del comando interregionale della Guardia di Finanza, che abbiamo avvicinato poco prima della cerimonia. Generale, che situazione trova qui a Venezia, nel Triveneto più in generale? Guardi, io torno felicemente a Venezia dopo un'esperienza quinquennale. Dal 98 al 2000 sono stato comandante provinciale e dal 2000 al 2003 capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Veneto. E il resto degli anni li ho trascorsi tra Bari, Torino, L'Aquila, Palermo, dove ho comandato l'interregionale dell'Italia sud-occidentale. La situazione che trovo qui è esaltante per quanto riguarda il dinamismo dell'attività economica e al tempo stesso costituisce una sfida, perché tra un po' vedremo affluire dei fondi sia per le Olimpiadi invernali sia per il PNRR, quindi ci dovremo concentrare a seguito di un'analisi di rischio accurata su come verranno spesi questi soldi. Il nord-est vive una situazione particolare in quanto terra di confine. Certo, e questa è una situazione che ho già vissuto a sud, dove come terra di confine ho dovuto contrastare l'immigrazione. Qui dovremo contrastare i traffici illeciti che sicuramente abbondano e saremo vigili, saremo molto concentrati. Per quello che riguarda Venezia invece in particolare? Venezia è sempre un sogno, vivere a Venezia è sempre bello, operare a Venezia è veramente una grande soddisfazione per me. Si è parlato molto di infiltrazioni della criminalità organizzata anche a livello internazionale, un po' in tutto il Veneto, ma anche soprattutto per quello che riguarda Venezia. Su questo penso di essere attrezzato e ci spenderemo con tutta l'esperienza che porto con me e con tutta l'attenzione vigile su tutti i fenomeni di infiltrazione. Sappiamo bene che le famiglie hanno pensato di sommergersi, di immergersi nella realtà economica, non attirano l'attenzione perché altrimenti subito subirebbero delle conseguenze, quindi dobbiamo stare attenti a questa presenza silente e insidiosa. Generale, che situazione lascia in Triveneto? Ma sicuramente una situazione che infonde, pur nelle difficoltà che tutti conosciamo, direi un ottimismo. Noi siamo concentrati in particolare sulla tutela del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono delle risorse che serviranno tantissimo per la ripresa. Abbiamo stipulato una serie di accordi con la Regione, le province autonome e i comuni e siamo sicuri che riusciremo a portare a casa il risultato. Altri punti all'ordine del giorno? Ma sicuramente il tema della penetrazione della criminalità organizzata nell'economia è sempre attuale. Nei momenti di difficoltà in cui c'è crisi finanziaria purtroppo c'è sempre chi è disposto a mettere sul mercato denaro che non costa e proviene da attività illecite. Poi ci sono anche altre forme di penetrazione illegale nell'economia, soprattutto attività imprenditoriali di matrice straniera che attraverso il fenomeno ormai dilagante delle imprese apri e chiudi sfuggono ai controlli e sottraggono non solo materie imponibili al fisco, ma svolgono anche una forma di concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori onesti. Ultima domanda: su quale operazione l'ha inorgoglita di più in questo periodo?
Ma sicuramente mi ha colpito un'operazione che è stata condotta a Pordenone proprio nel settore del contrasto alla criminalità di matrice straniera, alle infiltrazioni nell'economia. E abbiamo individuato un caso in cui un'impresa di diritto cinese riconducibile al governo ha cercato di assumere il controllo di un'impresa strategica che produceva droni e altro materiale d'armamento in violazione alla normativa prevista dalla Presidenza del Consiglio sul tema della Golden Power. È un caso che ha avuto risonanza internazionale, in relazione al quale sono state poi adottate delle forme di cautela che serviranno a preservare le nostre imprese da queste forme di infiltrazione. Sono davvero molto significative le parole con cui ha concluso questa intervista il generale Bruno Buratti, il generale che oggi ha ceduto il comando interregionale del Veneto orientale a Carmine Lopez. Avete sentito un'operazione di livello nazionale in cui un'azienda riconducibile al governo cinese stava tentando di infiltrarsi in un'azienda che produce droni e armamenti, reputata strategica dal punto di vista nazionale. Se poi dovessimo tirare le somme, poi naturalmente approfondiremo tutte le questioni che sono state trattate questa mattina nell'arco del nostro telegiornale di questa sera. Se dovessimo tirare le somme, insomma, gli occhi sono tutti puntati sul PNRR, ma non solo. Il Veneto vive una situazione particolare anche perché ospiterà le prossime Olimpiadi invernali. Anche da questo punto di vista diciamo che lo sguardo è molto vigile su quelli che sono gli appalti e le possibili infiltrazioni della malavita. Nicola. Grazie davvero a Filippo Fois e a Sandro Ponchio, grazie davvero e buon lavoro. E noi cambiamo argomento e vado a salutare, e lo ringrazio per essere con noi, il neo riconfermato presidente nazionale dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Eccoci qui, buongiorno. Allora, riconfermato la guida nazionale dell'ANA per altri 3 anni, se lo aspettava, che sensazione è? Essere di nuovo alla guida? Devo essere sincero che me lo aspettavo perché mi avevano convinto in tanti a fare questo 4º mandato, che è sicuramente impegnativo, però la risposta che è stata data in assemblea con il consenso ampissimo nei miei confronti, e che io credo che sarà da stimolo per me a fare questi prossimi 3 anni di mandato con ancora, se possibile, maggiore impegno rispetto a prima. Ecco, allora si dice sempre all'inizio di un nuovo mandato quali sono gli obiettivi. Quali sono gli obiettivi di Sebastiano Favero? Quali sono gli obiettivi degli alpini da qui ai prossimi 3 anni? Sono quelli che un po' da sempre ci mettiamo. Da un lato ovviamente sono quelli interni, quindi la capacità di migliorare la nostra forza anche organizzativa, di essere attenti, di essere pronti in ogni caso, in ogni emergenza. Ecco, noi, come tutti sanno, oltre che essere un'associazione d'Arma, siamo un'associazione d'Arma che fa del volontariato e della protezione civile uno degli elementi fondamentali insieme alla sanità alpina. Quindi questo sarà sicuramente uno degli elementi importanti. L'altro è guardare al nostro futuro associativo, come abbiamo sempre fatto, con una grossa attenzione ai giovani, con l'avvio che abbiamo cominciato l'anno scorso in via sperimentale, quest'anno sarà più consistente, saranno 11 quest'anno i campi scuola dei giovani che vanno dai 16 ai 25 anni, che vanno a integrare i campi scuola che già da anni le sezioni e i gruppi fanno e che voglio ricordare sono in un numero di oltre una 30. Quindi è un modo per avvicinare i giovani a noi, non solo a noi, ma fargli capire anche qual è il modo corretto con cui un cittadino si deve approcciare quando si trova di fronte, ecco, a quella che è il vivere civile. Quindi l'insegnamento, soprattutto, che viene prima il dovere dei diritti, la capacità di essere disponibili verso gli altri, sapendo dare gratuitamente. Ecco, questi sono messaggi forti che noi crediamo che al di là degli insegnamenti, diciamo, teorici, devono essere poi messi in pratica nei fatti, quando soprattutto succedono le emergenze. Ed è quello che noi chiediamo con la richiesta di un ritorno di un servizio obbligatorio, proprio per poter formare tutti i giovani anche ad essere pronti in caso di necessità, di emergenze. Purtroppo anche i fatti in corso in questi giorni ci stanno a dimostrare che
dobbiamo essere sempre molto pronti e molto attenti. Ecco, questa richiesta di un servizio obbligatorio, insomma, di una NAIA, chiamiamola così, anche se NAIA non sarebbe, ma è una richiesta che da tempo voi fate. Avete mai trovato una risposta vera? Io ricordo le sue parole a Treviso, molto forti dal palco, in cui tornava a chiedere con forza questa situazione al centenario, insomma, degli alpini a Treviso. Che risposta c'è mai stata, o di recente se c'è stata qualche risposta? Qualche segnale direi che di recente c'è stato, perché il Parlamento, la Camera in particolare, ha approvato a grandissima maggioranza una modifica sul reclutamento delle forze armate che introduce in un articolo la formazione e la costituzione di una riserva di 10.000 uomini annuali, che è principalmente destinata, oltre ovviamente ad avere la capacità dell'uso delle armi, ma è soprattutto destinata alla logistica e alla protezione civile. È un segnale, diciamo, che non è quello che vogliamo fino in fondo, è un segnale. Così come un segnale era stato dato, voglio ricordare, anche con la legge sul terzo settore, dove in un articolo si parla specificatamente di servizio universale a favore della patria. Lì andrebbe sistemato, perché poi alla fine c'è stato messo tra parentesi senza l'uso delle armi, che ovviamente andava a specificare un tipo di tendenza. Però ecco, che comunque ci sia, che cominciano ad avere affermazioni anche di indirizzo e di principio, e poi dei fatti concreti, perché se si attua, se questa legge verrà approvata anche dal Senato, quella dei 10.000, direi che comincia ad avere una certa consistenza, in modo da poter far sì che dei giovani che non scelgono direttamente di fare, diciamo, come professione militare, ma che vorrebbero addestrarsi, essere formati e preparati in caso di necessità, non solo di tipo diciamo di difesa militare, ma anche di difesa e di intervento in casi di emergenza. Credo che questo sia un grande passo avanti, anche se non è quello che vorremmo. Noi continueremo certamente la nostra battaglia in questa direzione. Senta, ci stiamo avvicinando gradatamente a un altro importante evento, il raduno Triveneto. Allora, com'è la situazione, com'è l'organizzazione, com'è la sensazione? Beh, la situazione è buona, ovviamente il raduno, la sezione di Asiago in particolare, ma supportata, la sta organizzando al meglio. Per noi è un appuntamento che diciamo è tradizionale, abbiamo dovuto sospenderla per 2 anni, e in questo caso, mi lasci dire, è anche del tutto particolare, perché va a coincidere con uno dei nostri altri grandissimi appuntamenti, che è l'Ortigara, per cui il sabato saremo tutti sull'Ortigara e la domenica saremo sulle vie di Asiago e sfileremo per le vie di Asiago, e poi andremo al Sacrario a rendere giustamente onore ai nostri caduti. Qual è la sensazione degli alpini verso Asiago? Beh, direi dei nostri triveneti sicuramente ci sarà una bella presenza, soprattutto la domenica da un lato, e probabilmente anche tanti verranno sull'Ortigara, ecco, quindi sarà una bella presenza, io credo una presenza composta, fatta da persone e da alpini che sono persone, voglio ribadirlo, serie ed impegnate. Senta, le polemiche di Rimini, che strascichi hanno ancora strascichi, o ci si è buttato tutto alle spalle? Beh, non tutto alle spalle, non è giusto neanche, è giusto anche fare delle riflessioni. L'ho detto nella mia relazione morale, abbiamo costituito un apposito gruppo di lavoro fatto dai nostri esperti, avvocati, esperti di social. Siamo in contatto sempre anche con Rimini per capire fino in fondo e cogliere anche quegli aspetti che possono e debbano essere migliorati, quindi per poi trasmetterli insieme alle nostre sezioni e ai nostri gruppi, ecco, per essere vigili ed essere attenti da un lato, perché gli alpini, la loro storia non merita, ecco, di essere infangata da questi aspetti. Ecco, allora l'ultima domanda che le faccio è, tra gli alpini quanto ha fatto male questa vicenda? Beh, ha sicuramente fatto male, perché non siamo questi e la gente lo sa. Per fortuna, ecco, devo dire che dopo un primo momento dove c'è stato, mi lasci dire, quasi un accanimento, ecco, nel voler generalizzare anche purtroppo da tanti organi di informazione nazionale che forse non sanno neanche e non conoscono neanche a fondo cos'è l'Associazione Nazionale Alpini e cosa sono gli alpini. Poi pian piano, ecco, è venuto fuori, c'è stata una reazione positiva, ho avuto tanti segnali, tantissimi segnali di solidarietà, ecco, per distinguere proprio fino in fondo fatti che, se sono tali, vanno condannati, da quella che è l'associazione, dai suoi valori, da quello che ha sempre dimostrato anche recentemente in questa pandemia.
Grazie davvero a Sebastiano Favero, grazie per essere stato con noi e buon lavoro, l'attende un altro triennio di duro ma appassionante e anche bel lavoro, davvero. Certo, è uno stimolo per andare avanti, grazie. Benissimo, grazie al Presidente, grazie davvero. Noi andiamo velocemente in pubblicità, poi di nuovo in diretta. Basta essere con me, se mi sento io vieni là. Insomma, è una delle ragioni di vita adesso. Sì, qui è questo. Gli è rimasta solo l'anziana gattina dopo che i ladri gli hanno portato via tutto. È avvilito Adriano Vettori, 80 anni, una vita di lavoro tra la Berga di Quinto e poi la radiologia di Treviso. Una vita di solitudine in questa casa di Fontane di Villorba, fatta a parte una figlia di parentele distanti di una moglie portata a Camposanto oltre 30 anni fa. E una vita sempre più povera di ricordi dopo che un anno fa i ladri gli hanno portato via tutti gli ori, fedi comprese. E poi dentro Palea? E poi io ho fatto il disastro. Anche i pastigli mi schifano. Sono stato via un'ora e un quarto. Un'ora e un quarto sulla mia casa a disfatta a Caporetto. Portato via anche la fede della moglie? Tutti. Fede, braccialetto, catenina. I ricordi? Spariti i ricordi e da venerdì anche la pensione, dopo il passaggio di un giovane scaltro che gli ha portato via i soldi che aveva in portafoglio. Vestito normale, a Centoveneto Nostrano, prima paventandosi addetto a delle poste, si offre di aiutarlo nel voto per il referendum e poi gli chiede una banconota con la scusa di trascrivere un numero seriale. Ma non ha neanche un soldo. E io dico, godo avere qualcosa. Come che vuoi in camera e mi capita a parlare io. Mi ha visto che sul portafoglio che avevo un quadretto così, messo un astico e mi ha tolto sto astico con sto cartoncini e era 800 euro dentro. Non è tanto il denaro, sottolinea Adriano, ma come me l'ha portato via e come l'altra volta mi sento ancora più solo e più povero dentro, se non ci fosse lei. Come si chiama la gatta? Pacciufota ha messo il nome. Pacciufota. Allora, ti chiami? Anche lei ha subito il passaggio dei ladri. Io avrei dato e ella purita si lamenta. Ecco perché Pacciufotta è diventata oggi la sua unica ragione di vita. Perché se ti fidi di Dio, ti va sempre che motivo vuoi? Che motivo hai tu da andare avanti? Perché? Con la cronaca siamo rientrati in diretta e questo racconto di Lucio Zanato, di questo pensionato di Villorba, siamo nella Marca trevigiana, derubato ben 2 volte, insomma la sua amarezza ai nostri microfoni. Restiamo nella Marca ma lasciamo la cronaca, ci torneremo più tardi e parliamo di turismo, di rilancio del turismo, un'alleanza dei siti UNESCO e ovviamente il sito UNESCO della Marca trevigiana e quello delle colline del Prosecco. A Cisone di Valmarino c'è Cristian Arboit insieme a Nicoletta Rizzetto. Cristian. Terribile. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Ci troviamo, lo dicevi bene, a Cisone di Valmarino, nella prestigiosa sede di Castelbrando, nel cuore delle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, proprio per parlare di siti UNESCO, turismo e sostenibilità. Quale sede è migliore? 4 giorni di confronto ad altissimo livello, promossi dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno, Union Camere del Veneto, con la collaborazione dell'Università di Ca' Foscari in particolar modo. Questo è uno, diciamo così, questo forse è il prodotto finale di questi 4 giorni, che sarà in qualche modo, ed è stato già consegnato alle generazioni future. È la carta di Cisone di Valmarino. Che cosa rappresenta questa carta, Presidente Pozza, e quali sono i contenuti principali? Ma una carta molto importante perché sono il frutto delle discussioni di questi giorni, dove il mondo dell'impresa, il mondo dell'università, il mondo di tutti gli operatori turistici, economici, ma istituzioni si sono messi attorno a un tavolo per far cosa? Per dare una risposta a quali possono essere le esigenze per mettere tutti in rete il sistema economico in questa fine pandemia, tra virgolette, che ci stiamo avviando, e come valorizzare al meglio i nostri patrimoni UNESCO, però conciliandoli con le esigenze del mondo dell'economia e con le esigenze di conservare l'ambiente per le prossime generazioni. È una carta fondamentale perché il Retour Mirabilis
Mirabilia è un network europeo, il sistema camerale veneto e il sistema camerale nazionale sostengono molto questo nostro network, perché è un elemento, direi, a livello europeo che si sta sviluppando e avrà una sua progettualità, una sua continuità proprio a novembre a Sharm el Sheikh. Ecco, turismo, chiamiamolo sostenibile, turismo a chilometro zero, ne abbiamo sentito parlare tanto in questi mesi, in questi ultimi 2 anni di pandemia che ha portato in qualche modo a riscoprire e valorizzare anche i luoghi sotto casa. Ecco, il turismo sostenibile, rettrice Lippiello, se dovessimo spiegare a chi è a casa che cosa significa? Ma noi a Ca' Foscari siamo impegnati da molti anni sul tema della sostenibilità economica, ambientale, sociale. Il piano strategico di Ca' Foscari è proprio come obiettivo quella della sostenibilità. Se lo vogliamo calare nel turismo, significa un turismo sostenibile, diffuso, partecipativo, cioè significa coinvolgere i giovani ma coinvolgere anche i cittadini e decongestionare il turismo, che non si focalizzi solo in determinate città, ma che sia un turismo diffuso che veda vari attori partecipare. E credo che la valorizzazione degli studenti, della imprenditorialità degli studenti e delle competenze trasversali degli studenti sia un fattore chiave in questo progetto. Ecco, questa è una regione che offre tantissimi spunti, tantissimi luoghi. Quando lei parlava di questo turismo di massa che si concentra magari in poche zone, pensiamo a Venezia, però appunto ci sono le colline del Prosecco, ci sono le Dolomiti UNESCO, c'è adesso Padova, Uruspicta, quindi si tratta di rendere più diffuso questo turismo sul territorio regionale, di fare la famosa rete. Sì, la rete si sta costruendo, noi stiamo partecipando con vari attori, con la Regione Veneto, con il Comune, con i ministeri, un progetto Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità che ha come obiettivo Venezia come volano di un turismo sostenibile diffuso. E la traiettoria è quella dei siti UNESCO, la traiettoria in questo caso è Dolomiti, Venezia, passando per le colonne del Prosecco UNESCO. Assolutamente sì, e poi avendo anche una strategia di attrazione di turisti di un certo livello dal mondo, quindi andare a lavorare sulle economie del mondo, ma anche sulle culture, sulla mediazione linguistico-culturale. Questo è un fattore molto importante per capire come attrarre i turisti e anche creare dei percorsi per loro. Quindi un turismo sempre più internazionale e anche fidelizzato da un certo punto. Fidelizzato, consapevole e strategico anche per il nostro paese, nella consapevolezza che i beni culturali italiani sono un volano per tutto il nostro paese riconosciuto nel mondo. Anche perché in vista, lo ripetiamo fino alla nausea per certi versi, Presidente Pozza, ci sono le Olimpiadi 2026, Olimpiadi che saranno vocate alla sostenibilità, lo diciamo spesso. Sì, la Regione Veneto stessa si è messa ha messo tra le sue priorità di fare delle Olimpiadi sostenibili, impianti sostenibili. Noi come sistema camerale ci stiamo impegnando a promuovere questo grande appuntamento perché è un'opportunità ulteriore che diamo al nostro territorio, e Mirabilia avrà un suo seguito proprio a Cortina in prossimità delle Olimpiadi. E ricordo che queste nostre bellezze culturali e ambientali devono essere valorizzate sempre di più, e stiamo lavorando proprio con Ca' Foscari e avremo un dottorato ad hoc proprio sul turismo, perché bisogna tra virgolette trovare nuovi clienti, no? Questi nuovi clienti quale potenzialità hanno? Una potenzialità di spesa. La Cina ha 1,5 miliardi di persone. Ci sono in 1,5 miliardi tanta gente che ha disponibilità, un turismo ricco, un turismo che dà soddisfazione. L'Italia ha una sua attrattività proprio per questo, Marco Polo, Venezia, la sua storia, e noi dobbiamo metterle. Realtà che tra l'altro la professoressa Lippiello conosce molto bene, essendo sinologa. Sì, i cinesi amano tantissimo l'Europa, l'Italia, proprio per l'antichità della nostra cultura, quindi vengono a cercare i nostri beni culturali, ma amano anche la diversità dei beni culturali e del paesaggio. In un paese così piccolo, quindi concentrato in un paese come l'Italia, tanti beni culturali per loro è veramente mirabilia.
nel vero senso della parola. Grazie Rettrice. Un'ultimissima battuta al Presidente Pozza. Prima ci aggiornava su un fatto che è successo che riguarda il Competence Center di Padova. Di che cosa stiamo parlando? Ma stiamo parlando che non rientrerà, dalle notizie che abbiamo, nei finanziamenti europei. Sono delle risorse che noi riteniamo strategiche, indispensabili, rivolte alle piccole e medie imprese e soprattutto per portarle alla digitalizzazione. Sono gli unici soldi, tra l'altro, che dovrebbero arrivare al sistema della piccola impresa. Cos'è il Competence Center? Il Competence Center nasce proprio nel PNR nazionale e noi abbiamo le Camere di Commercio del Triveneto, abbiamo le università del Triveneto, non solo Veneto, quindi Friuli e Trentino Alto Adige, e tutte le università del Veneto. Ecco, è l'unico Competence Center in Italia che non verrà finanziato allo stato dell'arte. Ci siamo attivati con la politica, ovviamente con il Presidente Zaia, con il Ministero dello Sviluppo Economico, con le associazioni di categoria. Io credo che se questo non arriva nel nostro territorio sia un colpo veramente immeritato, perché il sistema economico nazionale e regionale verte proprio sulle piccole e medie imprese. Se queste non le diamo la possibilità di mettersi al passo con i nostri concorrenti più diretti, tedeschi e francesi eccetera, il sistema paese ne trarrà le conseguenze che saranno negative. Ricordo sempre che il Veneto contribuisce per il 13% del PIL nazionale. La notizia quindi è di queste ore? La notizia è di questi giorni, noi già ci siamo attivati, lo abbiamo saputo giovedì, ci siamo già attivati, il Presidente Zaia ha informato, mi ha assicurato il suo impegno per portare a casa il finanziamento e io mi auguro che adesso si arrivi all'obiettivo. Abbiamo un Ministro che tra l'altro è dello stesso partito, il Ministro Giorgetti, quindi direi che tutto il peso del Veneto sta. La cartina di tornasole sarà quando avremo la risposta, sì o no o al 50%. Io mi auguro che sia un sì pieno. Era il primo e il più, indiscrezioni ovviamente, che ci hanno detto il più direi apprezzato come progetto, e dopo ci ritroviamo a essere sorpassati da Basilicata o da altre regioni. Questo quindi il nuovo fronte. Nicola, da Cison di Valmarino con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboi. Dunque questa notizia che ovviamente ci ha appunto raccontato il segretario di Unioncamere Veneto Mario Pozza è un'altra battaglia insomma che il Veneto dovrà portare avanti per non perdere questi importanti finanziamenti. Ora dovremmo essere, chiedo e così ringrazio anche in regia Simone Merlo e Renato Capoia, dovremmo avere Federico Fusetti se non sbaglio. Sì, lo vedo. Allora cambiamo completamente scenario, parleremo di una Padova adesso dai due volti, insomma, perché fra poco parleremo anche del percorso verso la festa di Sant'Antonio del 13 giugno, ma intanto arriva anche un altro evento, il Pride Village, è stato presentato proprio in queste ore, il nostro Federico Fusetti, lo vedo pronto. Ciao Federico. Ciao Nicola, ciao ai telespettatori. Sì, siamo in fiera a Padova che abbiamo visitato ieri per parlare del bilancio della fiera che è positivo, che abbiamo visitato nelle settimane scorse perché qui c'era il centro vaccinale, adesso invece c'è un evento nuovo ma non del tutto nuovo, anzi compie 15 anni, parliamo del Pride Village, è in pratica una sorta di festival della comunità LGBT, ma insomma io penso sia invece un festival contro le discriminazioni, il più grande d'Italia di questo tipo e quindi aperto ovviamente a tutti. Giusva Iannitelli è il responsabile della comunicazione, 15 anni, tornate, c'è stato il Covid di mezzo, cosa vi siete inventati per ripartire? Beh, intanto buongiorno a tutti. La cosa più bella che ci siamo inventati in realtà è quella di tornare ad essere ciò che eravamo, quindi una nuova piazza, un'altra piazza della città di Padova. È vero che è organizzato dal mondo LGBT ma è pensato per tutti, non soltanto per i cittadini, grazie alla presenza di un sacco padovane che vengono non solo a livello enologico ma anche di ristorazione eccetera, vengono all'interno del Pride Village, ma anche con tantissimi ospiti. Diventa una vera e propria piazza che può essere visitata dalla città e da tutte le persone che ci vogliono raggiungere. Quindi musica, teatro, presentazioni di libri,
politica, perché no? Insomma, c'è un po' di tutto. Beh, come succede in una piazza, ogni tipo di argomentazione è corretta, per cui effettivamente ci saranno un sacco di presentazioni di libri, penso a quello di Francesca Michelin, della Murgia e tante altre, ci saranno dei concerti come quello di Arisa in apertura, quello di Cristina Avena e altri che verranno poi dati con i nomi più avanti nel corso della stagione, ma anche per esempio un punto per i giovani che invece di biglionare in giro in zone magari poco sicure hanno una struttura che li accoglie con tanti palchi discoteca, tantissime persone che lavorano intorno a questo, 60 DJ, 50 persone di animazione di staff, per cui avranno modo anche loro di trovare un'ottima location. E anche spazi grandi, hai qualche cifra? Parliamo di 10.000 metri quadri di spazi, un grandissimo palco eventi interno, quindi al coperto climatizzato, un altro palco esterno che allo stesso modo, grazie a una tensostruttura di 600 metri quadri, lo rende coperto e quindi fruibile anche in caso di maltempo, tantissimo plateatico per la ristorazione, per i bar, una sorta di area verde, un nuovo polmone verde all'interno della città di Padova. Però mi sento di dire anche che il Covid non è sparito, c'è ancora, quindi sicuramente anche voi avrete attenzione a questo, buon senso, insomma qualche regola ci sarà ovviamente, non pensiamo che sarà tutto completamente libero. Beh, no, ovviamente fare finta che nulla sia accaduto sarebbe sciocco, anche nelle passate edizioni abbiamo seguito tutti i protocolli, a volte applicandoli anche in maniera più stringente, quindi tutto ciò che è legato non soltanto alla salubrità degli ambienti e piuttosto che alla cura delle persone sarà mantenuto in tantissimi spazi, oltre ai presidi di pulizia eccetera, che verranno sempre portati avanti. Per quello dico che è una piazza più sicura di quelle a volte esterne per le strade che non hanno questo tipo di controllo. Grazie a Giusva Iannitelli, in bocca al lupo naturalmente. Nicola, se non hai domande... Solo una cosa al tuo ospite, insomma, tutto questo arriva certo. in giorni e settimane in cui il dibattito sul DDL Zan torna di attualità, di prepotenza. Quindi sarà anche, credo, uno dei temi certo. di cui si parlerà. Sì, sono settimane in cui si è tornati a parlare anche del DDL Zan. Di tutto quello sono settimane importanti, pensate che all'interno del Pride Village negli ultimi 15 anni sono sorte tantissimi punti importanti, per esempio la legge sulle unioni civili embrionalmente è nata qui ma dalla voglia delle persone di aiutare poi le organizzazioni, allo stesso modo quella del DDL Zan va spiegata spesso e volentieri, non viene data con un'accezione chiara, che può essere una legge molto utile che non toglie niente a nessuno perché va ad aiutare persone che di quel diritto avrebbero bisogno, quindi ci sarà anche sicuramente modo di parlare, poi considerate che il nostro patron è la stessa persona che ha presentato quel DDL e quindi credo che sia il miglior modo per poter conoscere ancora di più, magari ponendo delle domande, anche delle questioni, delle critiche, perché è giusto, in democrazia si fa così, ricevere delle risposte che possono chiarire, quindi noi siamo anche quello. Bene, Nicola. Grazie a Federico Fusetti e Cristian Rocca Allende, alla tua ospite, grazie davvero. Allora, restiamo a Padova, lo dicevo, insomma, una Padova a due facce, perché nel frattempo, e siamo a tutt'altro argomento, è iniziata oggi la tredicina, i 13 giorni di preparazione al 13 di giugno, quindi alla festa di Sant'Antonio. Anche qui, dopo 2 lunghi anni di pandemia, torna la processione per le vie della città e tornano anche numerosi i pellegrini. Vedo che avete una candela, siete venuti qui per sciogliere un voto? Per una mia amica, sì. Da dove arrivate? Noi da Acqui Terme, in Alessandria, provincia di Alessandria. E questa candela è un'intenzione particolare che voi volete affidare a Sant'Antonio? Sì, sì. Come non avevo i figli, prima ho aborto uno e poi abbiamo fatto tante cure, però non ho avuto più bambini. Però abbiamo pregato Sant'Antonio e ho avuto un bambino molto bello e vivace. Ho messo la fotografia pure alla tomba di Sant'Antonio. Da dove arrivate? Noi da Milano. E siete qui per la festa del Santo? Siamo qui per visitare Padova e già che siamo qua partiamo dal Santo, certo. Ah, quindi è il primo luogo che avete? Proprio il primo luogo. Io vedo che la signora ha 2 candele, hanno un'intenzione particolare? Beh, come chiunque va a visitare un posto sacro come questa basilica, come Sant'Antonio, lasciamo una candela accesa e una preghiera. Per la Puglia. È la prima volta che venite a Padova? A Padova sì. Siete entrati in basilica per un motivo particolare? Perché comunque una devozione a Sant'Antonio, fin dalla mia nascita. Si chiama Antonio? Antonio, esatto.
E quindi il 13 giugno è la sua festa? Esatto. Si è fatto il regalo quest'anno? È vero, è vero. Era un regalo che volevo realizzare da tantissimo tempo. Queste le voci di tantissimi pellegrini che già sono giunti a Padova, 6.550 passaggi nella Cappella delle Reliquie soltanto nel fine settimana. Vediamo quali sono gli appuntamenti da qui al 13 giugno. Primo giorno della Tredicina con una basilica che torna a capienza piena dopo i 2 anni di Covid e per la prima volta alle 18 la Santa Messa della diocesi di Forlì Bertinoro. 800 anni fa proprio a Forlì Sant'Antonio si rivelò un grande predicatore. Era il 25 settembre del 1222 quando a Forlì Antonio rivelò al mondo il suo dono di predicatore. Straniero in terra italiana, le sue parole toccavano quanti le udivano nel cuore grazie al suo linguaggio semplice e comprensibile, alla sua profonda cultura e alla sua fede. A 800 anni di distanza saranno vissuti nel segno della forza della sua parola i 13 giorni che avvicinano la comunità alla festa del Santo. In Basilica tornano i pellegrinaggi delle diocesi del Veneto, ma non solo, tornano numerosi i fedeli. Nello scorso fine settimana 6.550 i passaggi nella Cappella delle Reliquie, numeri che danno il segno di un ritorno alla normalità. Il momento più atteso, la processione della statua di Antonio lungo le vie della città il 13 giugno. È una cosa meravigliosa e si ritorna alla tradizione che da sempre Sant'Antonio il 13 giugno a Padova viene celebrato con una processione all'aperto per le vie del centro, quindi va benissimo, è una bella cosa. Ma lei l'ha vista in elicottero, in televisione? Certo, è suggestivo. Anche l'anno scorso quando è andato? Sì, bellissimo. Nei 2 anni di pandemia il santo non si è mai allontanato dalla sua gente. Le sue reliquie hanno sorvolato le terre venete nei luoghi simbolo del Covid sull'elicottero nel 2020. La reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita nella Basilica della Salute a Venezia, ha ripercorso lungo le vie d'acqua il cammino che l'aveva portata lì per giungere a Padova nel 2021. A portarlo nelle vostre case con un record di spettatori il lavoro del network Media Nord-Est in uno sforzo corale accanto alla comunità dei frati. A Padova già molti pellegrini, tanti italiani, ma sono numerosi anche gli stranieri con gruppi giunti dall'Europa, Stati Uniti e Cina. Adesso torniamo per un attimo alla cronaca, solo per qualche dettaglio in più in merito alla notizia che abbiamo dato all'inizio della nostra prima edizione, quell'arresto con l'operazione della Guardia di Finanza di Trieste per una frode immobiliare. Dunque, è un imprenditore triestino con precedenti per truffa che è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari per la presunta frode fiscale nel settore immobiliare. Le indagini coordinate dalla Procura di Trieste sono state condotte dalla Guardia di Finanza che ha anche sequestrato preventivamente 1,5 milioni di euro, come dicevamo prima, ai soci e rappresentanti legali di 2 imprese di Jesolo, i quali risulterebbero, secondo le indagini, essere i beneficiari degli ultimi della frode da loro stessi ideata e concretizzata in concorso tra il 2017 e il 2020. Le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria sono partite da una denuncia per truffa connessa alla vendita di un autoveicolo tra privati. Nel corso degli accertamenti, gli investigatori hanno ricostruito il passaggio di una presunta frode fiscale realizzata attraverso una triangolazione di false fatturazioni inerente alla ristrutturazione e successiva rivendita a privati di appartamenti vista mare in un lussuoso complesso residenziale di Jesolo. Nel dettaglio, l'imprenditore, già aggravato da 8 denunce per truffa da una condanna per tentativo di estorsione, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 1 milione di euro relative a prestazioni di project manager che non sarebbero mai state eseguite. Inoltre non avrebbe presentato dichiarazioni fiscali né versate all'erario le relative imposte. Questa è l'operazione della Guardia di Finanza di Trieste che ha visto le sue propaggini anche nel veneziano e precisamente a Jesolo. Tutto questo mentre il mondo del lavoro, il mondo degli imprenditori trova l'ostacolo di lavoratori che non si trovano. Il lavoro non manca, ad esempio in un settore come le fornaci di Murano, ma nel loro caso il problema non è il non trovare dipendenti, ma costa troppo produrre per i rincari di gas e materie prime ed è un'altra delle piaghe di questo periodo.
Momentaneamente su circa 60 aziende, chi prima o chi dopo, più dei tre quarti, 30-40 aziende hanno avuto periodi di mancata produzione o diciamo produzione fermata perché non riuscivano a sostenere e più che altro non riuscivano ad avere delle certezze da parte delle istituzioni degli eventuali aiuti. Tradotto in numeri, questo è l'impatto dei rincari di gas e materie prime sulle fornaci di Murano per la produzione del vetro. Forni momentaneamente spenti perché se da un lato il lavoro non manca, dall'altro costa troppo produrre e così ecco il paradosso di questo momento storico. A mia memoria e di molti miei colleghi anche un po' più anziani non è mai successo di avere degli ordinativi e di non riuscire ad evaderli per il costo della materia prima o delle materie energetiche. Il conto è presto fatto, si è passati da un costo medio del gas a metro cubo di 20 centesimi a 1,40 euro a marzo, con bollette arrivate a picchi di 200.000 euro qualche mese fa, contro i 40-45.000 euro del 2021 a parità di consumi, un rincaro dunque del 700%. A questo si aggiungono gli aumenti di materie prime, il cui costo è raddoppiato, o degli imballaggi incrementati del 50-60%. Per far fronte a questo si aumenta del 100% il prodotto finale o si ferma la produzione, spiega Ferro, che aggiunge come in aiuto delle aziende siano arrivati prima i provvedimenti della Regione, ora quello del Governo con il decreto da 5 milioni di euro. Si ipotizza che possa soddisfare le esigenze attuali fino a agosto, massimo inizio settembre, quindi che per questo arco temporale vengono probabilmente usufruite tutte le risorse stanziate. È un provvedimento molto importante, ma siamo consapevoli che non possiamo andare avanti solo con gli aiuti, servono misure strutturali, aggiunge ancora Ferro. E sull'arte dei vetrai di Murano si affaccia all'orizzonte un altro problema, quello del ricambio generazionale. Il ricambio generazionale lo stiamo avendo con persone anche di altri stati, quindi persone straniere, giovani che arrivano da tutte parti del mondo, che partono già col presupposto di voler fare questo mestiere. E poi lo sentivamo, la carenza di personale aggrava soprattutto sul litorale, sulla costa veneta. Nel turismo tocca ormai questa carenza il 40%. Le statistiche dicono che manca il 40% degli addetti rispetto al periodo pre-Covid, perché anche l'anno scorso abbiamo toccato con mano questa cosa. Sulla costa veneta manca quasi la metà di lavoratori del turismo rispetto al periodo pre-Covid, una carenza che si era già manifestata l'estate scorsa e che quest'anno è addirittura peggiorata, tanto da potersi ormai definire un problema strutturale del comparto. Il punto della situazione è stato fatto a Caorle in un incontro a cui hanno partecipato la conferenza dei sindaci del litorale veneto, i vertici di Veneto Lavoro e dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Venezia, per cercare di dare una prima risposta al problema. Ai fini fiscali quello che propongono anche gli stessi operatori è il fatto di dire noi possiamo anche assumere dei lavoratori, ma visto il costo del lavoro di ottenere delle defiscalizzazioni, e questo può essere anche una sorta di surroga rispetto agli contributi e agli assegni che vengono oggi dati ai lavoratori. Invece di darli direttamente si fa una defiscalizzazione, ecco che allora ritorna ad essere più appetibile anche per il datore di lavoro assumere anche per un periodo più lungo della stagione il lavoratore. Non è facile dare risposte ad un fenomeno complesso che ha cause molteplici. Alla scarsa attrattività di un mestiere compresso in un periodo di tempo limitato si è infatti aggiunta la chiusura di molte attività durante il periodo del Covid, che ha costretto diversi operatori a cambiare lavoro e settore, incontrando magari una forma di occupazione più stabile. Ci vuole assolutamente nuova modalità anche per i lavoratori stagionali, perché con una stagionalità sola le famiglie non vivono, quindi i lavoratori stagionali bisogna che siano considerati come in passato, magari anche con qualche abuso, ma dobbiamo veramente ripensare a tutta la norma sulla NASPI, i lavoratori stagionali devono essere tutelati e dobbiamo quindi pensare a un nuovo modo del lavoro per il settore balneare.
E poi c'è il paradosso legato anche a questo, insomma un'altra faccia del mondo del lavoro. È una statistica che riguarda tutto il Veneto e viene confermata anche nel Vicentino, il record di dimissioni. Nel 2021 rispetto all'anno precedente c'è stata una crescita di queste dimissioni del 47,6%. La fuga è soprattutto dal settore dei servizi, ma il fenomeno è generalizzato e coinvolge tutte le fasce di età. È record di dimissioni volontarie nel Vicentino. Nel 2021 sono state 35.725, con una crescita del 47,6% rispetto al 2020, il numero più alto a partire dal 2008. Il dato emerge dall'analisi sulle grandi dimissioni elaborata dalla CISL provinciale. Nel nostro caso le persone non stanno abbandonando i posti di lavoro per fare altro, ma c'è un processo per cui all'improvviso dal 2008 a questa parte, infatti è solo nel 2008 che le dimissioni toccavano questi numeri, c'è una ripresa economica di alcuni settori, soprattutto naturalmente del settore manifatturiero e industriale, che come sappiamo non ha risentito in maniera importante della crisi come il sistema dei servizi o del commercio. Ad alimentare il trend, che si registra a livello globale, concorrono più fattori, ma la pandemia ha giocato un ruolo chiave di accelerazione. Nel Vicentino il fenomeno non riguarda solo gli under 30, ma è analogo, seppure su numeri più contenuti, anche nelle altre fasce di età. Tra i settori che registrano la maggiore variazione percentuale nelle dimissioni spicca il più 87% dei servizi alle imprese, noleggi e agenzie, seguito da servizi di informazione e comunicazione, quindi il commercio, le attività professionali e le attività manifatturiere. L'unico settore a presentare un andamento negativo è la pubblica amministrazione. Dietro le dimissioni non ci sarebbe però nessun desiderio di smettere di lavorare, analizza la CISL, ma semmai la ricerca di condizioni lavorative migliori. Purtroppo abbiamo casi di cittadini che abbandonano il servizio alla persona, come le OS nelle RSA, quelle che una volta chiamavamo case di riposo, che abbandonano esercizi commerciali o pubblici esercizi per andare a lavorare nel manifatturiero, perché nel manifatturiero si lavora dal lunedì al venerdì. Dico purtroppo perché così perdiamo alcune professionalità, ma ci sono interi settori dell'economia locale che rischiano di andare in difficoltà. E proprio a Vicenza in queste ore c'è un convegno del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza che parla di un tema che l'assessore regionale Elena Donazzan al lavoro dice essere cruciale, quello della denatalità. Plaudo a Confindustria Vicenza, il gruppo di giovani imprenditori confindustriali che hanno scelto, dice Donazzan, di interrogarsi su quella che amo definire la madre di tutte le battaglie, il fenomeno della denatalità. Dobbiamo provare, dice Donazzan, a invertire la rotta di declino a cui stiamo assistendo, perché possiamo tutti fare molto di più. L'Italia colpevolmente non ha affrontato abbastanza questo tema negli ultimi decenni. Oggi qualsiasi azione a contrasto della denatalità arriva probabilmente in ritardo, ma merita di essere tentata. Un altro fronte ovviamente per il futuro anche economico della nostra regione. Abbiamo parlato di lavori bloccati, abbiamo parlato di cantieri bloccati, ce n'è uno nella Marca Trevigiana bloccato, forse uno dei più evidenti, uno dei più grandi, è quello del velodromo di Lovadina Cispresiano, che però non è bloccato per questioni di materie prime, ma è bloccato da veti federali che lo vorrebbero in Lombardia. Ne ha parlato ieri il patron di Segafredo Massimo Zanetti, che si è detto disposto a dare una mano e ha attaccato anche questi veti lombardi. È una cosa indegna che la provincia più ciclistica d'Italia, dove tutti vanno in bicicletta, l'opera è già a metà, che non si debba portarla a termine è veramente una cosa incredibile, e quindi vedremo. C'è Mosole che si batte, io ho detto che volentieri gli do una mano, Francesco Mosera è uguale. Io spero di riuscire a fare qualche cosa. È un problema di volontà federale che adesso hanno tirato fuori, che volevano portare, che invece di farlo qua lo vogliono fare in Lombardia. Pensa a te, sempre il solito discorso. Le Olimpiadi no a Cortina a Milano, andrà in Piazza del Duomo a Siar.
Il velodromo di Lovadina e la contesa lombarda secondo Massimo Zanetti, il mister trevigiano del caffè che si sta godendo le soddisfazioni di squadre e team, però tutte fuori dalla marca. Treviso ha tanti campioni, tante. Noi le nostre squadre sono World Tour e non è che posso trovare una World Tour a Treviso e la di Virtus ce n'è una. Io penso che nessuno possa farmi perché una persona che si è spesa per Treviso tanto come me e in politica e nello sport non se ne trovano tante. A proposito di esperienza trevigiana, lei ha lasciato la politica, ma come vede la Treviso di oggi rispetto a quella che ha lasciato quando pensava di fare il sindaco? Ma no, io penso che Treviso sia una città governata bene, dove si vive bene, dove si sta bene. Treviso è una città particolare, alla gente piace stare quieta. Ma da imprenditore Zanetti sprona tutto il territorio ad investire sul turismo, nuova frontiera dell'economia di marca. Noi con le colline dell'UNESCO, col Prosecco, col mangiar bene, viver bene, che è la vocazione di Treviso. È sempre stato un luogo di amene acque, mangiar bene e star bene. Turismo però rallentato come tutto il resto dalla guerra in Ucraina. Io spero che finisca sta guerra maledetta, che trovino un punto di incontro diplomatico di qualche genere, perché dà un sacco di problematiche anche da un punto di vista economico. Zanetti che infine esclude ogni suo ritorno alla politica. No, io ormai sono vecchio, mi godo lo sport, i miei campioni e no, adesso ci sono i giovani, devono andare avanti loro, ci mancherebbe. Un giovane su cui puntare per la politica, per l'amministrazione di questo territorio? No, non parlo di politica. La sanità, restiamo nella marca trevigiana. Ieri l'accordo tra INPS e Regione per la creazione di un centro per disabili operativo da dopodomani, dal 1° giugno, all'ex casa vacanze di Farra di Soligo, di proprietà dell'Istituto di Previdenza. Imboccare la strada del recupero e del riutilizzo a favore della comunità invece di quella dell'alienazione è l'indirizzo impartito a livello nazionale dal presidente dell'INPS Pasquale Tridico, e a Treviso è stato preso alla lettera, recuperando nel giro di un mese la villa ex Enam di Farra di Soligo, da impiegare in una prima fase per l'accoglienza di persone con disabilità in fuga dall'Ucraina e poi da destinare all'ospitalità di ragazzi autistici per i quali c'è sempre più bisogno di spazi. Questo era un bene di qualità, abbandonato, non più utilizzato, e pensare che riprende, torna a nuova vita, dando questo servizio alle famiglie, alla disabilità, in particolar modo ai bimbi autistici, che rappresentano un neonato su 77 che nasce è autistico, direi che è un bel segnale. Fra l'altro un modello replicabile, in maniera tale che, lo dimostreremo con i fatti già nelle prossime settimane, abbiamo già identificato altri edifici da destinare a queste attività. Ci interessava, ci premeva che l'utilizzo fosse a vantaggio della comunità locale, e grazie alla conferenza dei sindaci della Marca e alla direzione generale della AS2 questo è stato possibile. Il loro progetto è stato quello selezionato tra una rosa di 3 e io sono particolarmente contento perché lo ritengo valido, ma credo che sia anche un modello che al quale guarderanno anche altre realtà geografiche del territorio. C'è stato un grande lavoro con tutti gli enti coinvolti, dalla Regione, l'INPS, l'ULS, i comuni, quindi veramente una bella operazione, e soprattutto questa struttura ritorna a una nuova vita dopo anni e anni di chiusura in centro paese. Davvero in questo caso è una priorità per la nostra provincia, appunto, dare questo tipo di indirizzo che va verso il mondo della disabilità, e quindi anche con delle attività all'interno che permettano proprio di evidenziare questo. L'INPS ha messo gratuitamente a disposizione dell'ULS 2 la struttura della superficie di 4.400 metri quadrati che può ospitare fino a 40 persone. Andremo a creare gruppi appartamento formati da 6-10 persone, e quindi saranno più gruppi appartamento con ragazzi con persone che hanno sia disturbi di comportamento alimentare sia dello spettro autistico, che si integreranno tra loro e potranno quindi fare un percorso di vita importante verso l'autonomia, che è quello il vero senso, cioè portare tutti verso l'autonomia.
Di nuovo la cronaca nel Vicentino, agenti aggrediti e volante danneggiata, licenza sospesa al bar e daspo urbano a due militari che appunto sono stati protagonisti di questa vicenda. Accade appunto nel Vicentino, lo leggiamo da Vicenza Today, in centro storico, situazione limite con oltre un centinaio di avventori molesti presenti all'interno di un locale, disposta la chiusura del bar ai due calici. Tutto questo mentre proprio in questi giorni la questura di Vicenza viene dotata del taser, la pistola a impulsi elettrici. Allora abbiamo chiesto ai vicentini cosa pensano di questa nuova dotazione degli agenti di polizia. Sentiamo cosa ci hanno detto. Ci sono parecchi casi di aggressioni, per cui credo che sia giusto che anche loro abbiano la possibilità di difendersi. Il taser, la cosiddetta pistola elettrica, da questa settimana in dotazione anche a Vicenza per gli agenti delle volanti e per i carabinieri della sezione radiomobile. Una innovazione importante. L'arma non letale, utile come deterrente contro le aggressioni, convince i vicentini per la sua entrata in servizio. Sì, è un passo avanti e mi fa piacere che siano dotati, che siano loro, che si salvino, perché qua sono abbastanza nervosetti a volte. Personalmente sono molto favorevole e consideriamo soltanto in tutti questi anni tutte le persone che magari hanno gli agenti di polizia che sono usciti per fare un TSO e si sono trovati nelle circostanze di dover affrontare certe persone magari anche fisicamente possenti e quindi secondo me è un ottimo strumento le forze di polizia. Senz'altro è un passo avanti purché ci sia la presenza del servizio dello Stato, perché ne vedo pochi in giro sinceramente, soprattutto in certe zone a rischio. Ecco, perché mi è successo di vedere certe situazioni sgradevoli anche nei confronti dei passanti. Mancano di rispetto perché sanno che la polizia non può fare più di tanto e quindi sono molto offensivi nei riguardi nostri e anche della polizia. Le forze degli ordini possono avere benissimo questo mezzo qua perché purtroppo tante persone girano armati, questa è la realtà. Ci sono anche persone che vanno in giro con coltelli, con tante altre robe, con gas eccetera, perciò hanno tutti il diritto, è una buona cosa, sono d'accordissimo. Tutto ciò che può andare a favore dell'ordine e della protezione dei cittadini va bene. Secondo lei sarà efficace per cambiare un po' le sorti? Beh, per quello che ho sentito in altri contesti è stato efficace. Non è offensivo ma le bloccano, per me va bene. Sono d'accordo che abbiano aggiornato le armi per le forze dell'ordine, sono d'accordo. Tutto quello che può essere utile per difendersi trovo che è giusto che venga applicato. Non c'è più rispetto per niente, per l'autorità meno che mai. No, speriamo che serva a qualcosa per il cittadino. Cambiamo argomento, un compleanno speciale ieri a Conegliano, i 100 anni di un vero e proprio decano dei giornalisti e reporter. Quando io mi sono piazzato sul muro del terrazzo dell'albergo, sull'acqua, lui mi ha visto, cosa ha fatto? È venuto lì, io stavo con la macchina fotografica e mi ha detto ma no, vieni dentro a intervistarmi. Io ho accettato subito l'invito e mi sono fatto spingere dal barcaiolo fino al punto di superare il muro della cinta del terrazzo. Vittorio Baroni ancora si emoziona se pensa a quel giorno a Venezia, tu per tu con Ernest Hemingway, che lo issò dalla finestra dell'albergo dopo averlo visto appostato per ore in cerca di un'intervista. Ricordi indelebili di uno dei decani dei reporter, 100 anni compiuti festeggiando in famiglia nella sua Conegliano, con la visita del sindaco Fabio Chies e tanti aneddoti che tornano alla mente. Milanese di nascita, durante la guerra fotografo per l'aviazione, poi corrispondente di Life e altre testate statunitensi come fotografo. Poi il passaggio alla cinematografia e l'entrata in Rai negli anni 50 agli albori del servizio pubblico, inviato in forza al telegiornale. E ancora tra i precursori delle TV private nell'allora Telemilano 58, futura Mediaset, nonché direttore di Antenna 3 a metà degli anni 90. Privilegiato senz'altro perché mi ha permesso di vivere delle situazioni impensabili per le persone normali che non fanno la mia professione.
Non solo Hemingway, ma anche Winston Churchill che, data la caratura del personaggio, lo sorprese con un gesto particolare. Curioso, perché un ministro come Churchill che mi guarda in macchina, mi fa lo sberleffo e poi va via. Per non parlare del carattere difficile del campionissimo Fausto Coppi. Era una persona molto chiuso, non era facile avere dei rapporti. Un traguardo notevole quello dei 100 anni e che per una volta, se gli si chiede quale sia il segreto della sua longevità, lascia anche un professionista storico del mestiere senza risposta. Anch'io mi sto chiedendo sempre come si fa a arrivare a 100 anni, ma il segreto per me è sconosciuto. Ancora nella Marca e le oltre 2000 persone che hanno affollato domenica la zona di Cavalier di Chiarano per la prima tappa trevigiana del campionato italiano di una disciplina motoristica davvero particolare. Guardate. È il trattore più potente d'Italia e uno dei più potenti al mondo. È il Ford Noemi, 4 motori alimentati ad alcol per un totale di 10.000 cavalli. È una cosa mostruosa, soprattutto per mettere a terra tutto lo sforzo che i motori producono. È un rapporto peso-potenza immenso da concentrare, quindi noi corriamo con 40 quintali e tiriamo circa 290-280 quintali. Questo è il tractor pulling, ovvero trattori modificati che trainano un singolare macchinario con un peso che in base alla distanza aumenta la pressione sulla pista. Una gara tra i motori più performanti ma anche resistenti, di team meccanici affiatati, di piloti di questa Formula 1 agricola. Sarebbe nato qui i cavalli che trainavano dei tronchi di legno e poi siamo passati ai trattori. Senta, ma ho visto qui ci sono circa 2000 persone, ma che passione è? È una passione perché quando entra una persona il motore è una persona che ti prende e non la molli più. Una folla assiepata ai lati del campo di grano trasformato in pista nonostante il freddo e la pioggia. Signora, ma chi gli fa fare prendere tutto sto freddo qua? No, perché sono appassionata per Ford Noemi. Ad occhio lei è un appassionato di motori. È la prima volta che vengo, comunque è bellissimo. Ma non era meglio andare al cinema oggi con sto freddo? No. No, qua a patir freddo. Vabbè che sono qua del paese, ma mi è sempre piaciuto il tractor pulling. Da piccolo mi guardavo i video su YouTube. E nella sfida poi c'è sempre chi rompe. Mostri che assomigliano molto ai trattori di casa nostra, ma anche trattori che hanno fatto la nostra storia. Con la differenza che questi poi tornano anche indietro, pronti ad arare veramente. Oggi qui proviamo i motori nuovi, quelli vecchi, perché anche le tradizioni, le radici contano. Partire dalla storia, partire dall'esperienza per investire nel futuro. Decisamente più tradizionale come sport il calcio, e c'è una città, il Padova, che si prepara a sostenere il Padova nella partita di andata della finale playoff di Serie B. Ecco le voci dei tifosi. Come andrà secondo lei? Il Padova ce la fa ad andare in Serie B? Spero, anche se sono siciliano. Ah, quindi lei tifa Palermo? No, tifo per quella squadra là, guardi. Per l'Inter. Signora, domenica prossima lei sarà al Leuganeo? Sicuramente sì. Come l'ha vista la partita di domenica scorsa? È stata una cosa al Cadio Palma, era al Leuganeo anche domenica scorsa? No, domenica non ho fatto tempo ad andare, è stata molto bella la partita e abbiamo meritato, nonostante quello che ha detto l'allenatore suo, e anche sì, ci sono state un po' di difficoltà, ma comunque alla fine ce l'abbiamo fatta. Ma il Padova sembra che faccia fatica a segnare, mi sbaglio? C'è proprio un po' le punte forse dovrebbero concludere di più, però sono convinta che domenica faremo bene. La partita di domenica come andrà secondo lei? Come finisce qui a Padova? A Padova vince il Padova. Spero con almeno 2 gol di scarto, perché a Palermo sarà dura. Vanno 30.000 persone sicure a Palermo e non so se riesce il Padova l'urto di 30.000, io mi auguro di sì. Ma io spero molto in un 2-0 per il Padova, ovviamente.
Sarebbe un risultato che ci potrebbe anche garantire una tranquillità una volta si ritorna a Palermo. Ma Sant'Antonio cosa dici? Che ci mette? Ci porta, ci ha già portato bene, ci porterà bene ancora. Speranza dei tifosi. Con questa speranza ci fermiamo qui questa prima edizione, perché vi ricordo è martedì e oggi è la giornata dedicata nella seconda parte all'ULSS 2, quindi subito dopo la pubblicità e il meteo che vedremo fra poco torneremo con l'approfondimento del martedì condotto da Alice Montagnere. Parleremo di arterie e vene, patologie, diagnosi e trattamento con Edoardo Galeazzi, direttore della chirurgia vascolare dell'ospedale Cafoncello di Treviso, e Laura Nicolai, dirigente medico della chirurgia vascolare dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Come sempre c'è la possibilità di chiamare in diretta il numero che vedrete poi in sovraimpressione e fare tutte le domande ai nostri ospiti. Allora non mi resta che salutarvi, vi lascio al meteo, la pubblicità e poi appunto l'appuntamento con l'ULSS 2. Grazie per averci seguito, arrivederci. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Bentrovati al meteo. Avanza l'alta pressione africana sul nostro territorio. Sarà un ponte del 2 giugno di bel tempo, così come martedì 31 maggio con una nuova ondata di calore alle porte. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto al mattino avremo nubi irregolari alternate a schiarite. In seguito cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sulle zone montane dove non si escludono anche occasionali acquazzoni nel corso del pomeriggio. Temperature in generale aumento, minime tra 13 e 17 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui addensamenti in mattinata, poi ampio soleggiamento con isolati temporali sui rilievi. Temperature minime sui 14-18 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sui settori alpini di confine possibili piogge. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 26. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. In studio in diretta parliamo di arterie e vene, patologie, diagnosi e trattamento. Vi presento subito i miei ospiti che sono in studio con me. C'è il dottor Edoardo Galeazzi, direttore di chirurgia vascolare all'ospedale Cafoncello di Treviso. Ben trovato, dottore. Tutti. E la dottoressa Laura Nicolai, dirigente medico della stessa unità operativa all'ospedale Cafoncello. Ben trovata, dottoressa. Comincio da lei, dottor Galeazzi. Il nostro apparato vascolare è un po' l'autostrada del nostro corpo, potremmo definirla così. Come funziona? Ma se posso usare un esempio semplice, è come un impianto idraulico, è un impianto dove c'è una caldaia che è il cuore, che è una pompa aspirante premente che manda acqua calda, in questo caso ossigenata, attraverso il circolo arterioso per dare nutrimento al corpo, e un sistema di ritorno che è il sistema venoso che riporta, diciamo, il sangue, in questo caso, al cuore. Quindi è un sistema molto semplice nella sua efficienza, è fondamentale ovviamente rispettarlo. Semplice ma anche semplice, complesso, ma no? complesso. È chiaro che è un sistema che deve rispondere a delle leggi fisiche.
Certo. Se rispettiamo queste leggi fisiche il sistema funziona perfettamente. Ecco, poi dedicheremo proprio una parte della nostra trasmissione alla prevenzione, no? Certo. E quindi come prenderci cura anche appunto del nostro apparato vascolare. Io ricordo ai nostri telespettatori a casa che siamo in diretta e che quindi tutti voi potete intervenire chiamando il numero che state vedendo in sovraimpressione ed è lo 0422 16 28 332 se la vista non mi inganna. Insomma, aspettiamo le vostre telefonate e potremo appunto insieme ai medici che ci sono qui in studio rispondere appunto a tutte le vostre curiosità. Dottor Galeazzi, arterie e vene sono appunto le principali vie di questo apparato e quindi vanno preservate, come dicevamo, protette dalle eventuali problematiche. Quali sono però le patologie più frequenti a cui si può andare incontro? Ecco. I distretti più colpiti sono generalmente il distretto dei vasi del collo, quindi le famose arterie carotidi, che sono vasi che portano sangue al cervello insieme alle arterie vertebrali, le arterie addominali, quindi l'aorta addominale che è l'arteria principale che viene dal cuore, le arterie iliache e le arterie degli arti inferiori. Questi sono i distretti più colpiti. Molti pazienti che presentano patologie in questi distretti presentano anche una malattia coronarica. Quindi l'associazione tra malattia coronarica e arteriosclerosi sistemica è presente circa in un 30% dei pazienti. Possono essere associate anche altre patologie o insomma quella è più altre legato problematiche? ai fattori di rischio, nel senso generalmente sono persone che o per l'abitudine al fumo o perché diabetici o perché hanno delle patologie associate presentano il problema dell'arteriopatia in misura maggiore o comunque in misura più complessa per il clinico che la deve affrontare. Ecco, dottoressa Nicolai, chiedo a lei quante persone soffrono appunto di queste patologie, insomma di patologie che riguardano le arterie e le vene e qual è l'incidenza? Sono più frequenti nel sesso maschile, nel sesso femminile? Sì, allora la patologia cardiovascolare è più frequente nel sesso maschile e aumenta l'incidenza ovviamente con l'aumentare dell'età, perché uno dei fattori di rischio per l'aterosclerosi, che è ciò che sta alla base della malattia cardiaca, come diceva il dottor Galeazzi, la malattia cardiaca coronarica e del restante distretti arteriosi, ha come fattore di rischio proprio l'età e aumenta quindi con l'aumentare dell'età e anche un certo grado di familiarità di quello che noi ci portiamo dietro dai nostri genitori, più altri fattori che sono in realtà modificabili, quindi quello che noi ci portiamo dalla nostra famiglia, dai nostri genitori e l'età sono cose a cui noi non possiamo fare nulla, però ci sono delle cause a questa aterosclerosi che invece possiamo e siamo invitati proprio a controllare. Come diceva il dottor Galeazzi, l'ipertensione è uno di questi fattori, una pressione superiore ai 130-85 comincia ad essere un fattore di rischio, il diabete soprattutto insulino dipendente, il diabete non ben controllato, il fumo è un altro fattore di rischio importante sul quale possiamo agire, il sovrappeso, l'obesità, anche la semplice misurazione del girovita, quando ci troviamo con un girovita che è superiore ai 102 cm nell'uomo e negli 88 cm nella donna, ecco questi sono parametri clinici diciamo, abbiamo già una sorta di fattore di rischio predisponente nei confronti della malattia cardiovascolare. È ovvio che poi un fattore singolo non darà tutti questi problemi, ma più fattori messi insieme possono tra loro potenziarsi. Per esempio una pessima associazione è proprio quella del diabete e del fumo. Certo, poi le interrompo un attimo perché poi riprendiamo proprio da questo punto. Abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Marianna, se sono io. Buongiorno signora, in diretta. Allora, io ho 80 anni. A fine novembre mi sono ritrovata un rimbombo nelle orecchie e ho controllato la
con l'accidente di domestico, diciamo, e mi sono trovata a 170 su 95, mai successo, sempre stata ipotesa con l'ipotimie anche in gioventù. Allora sono andata dal cardiologo, il controllo delle carotidi, scusatemi i termini non medici, normali, e ho preso ipotensivi. Da aprile di quest'anno, intendo, io non controllo più la pressione perché mi sono trovata benino, mi sento bene, non voglio essere schiava dell'apparecchietto 3, 4, 5 volte al giorno, non ho più preso ipotensivi e non ho capito come mai è partita a 80 anni, è partita sta ipertensione. Mio papà era ipertensivo, ma mia mamma era ipotesa. Comunque sta meglio adesso, signora? Non mi controllo e sto bene. E allora, non prendo ipotensivi. Bravo. Grazie insomma per la sua telefonata, signora. Adesso sentiamo che cosa le dice il dottor Galeazzi, se ha un po' intuito quella che può essere stata la problematica. Riuscire a dare una risposta è una situazione che si verifica durante la giornata molto spesso. A volte delle crisi ipertensive sono legate a dei fattori anche ambientali o semplicemente a un problema alimentare o a qualcosa che, voglio dire, che abbiamo incontrato durante la nostra giornata. Quindi un evento, diciamo, puntiforme, casuale, può non avere nessun significato. È chiaro che se la misurassimo durante la settimana più volte e trovassimo, soprattutto per quanto riguarda la pressione minima, la tendenza a essere alta, può avere un senso o a modificare lo stile di vita qualche volta, dire ma magari invece di 3 caffè al giorno, se il caffè ha un effetto ipertensivo come sembra, ne bevo uno solo, oppure mi rivolgo a un medico e chiedo una terapia. Qualche volta le troviamo noi stessi le terapie nel nostro sistema di comportamento, basta modificarlo qualche volta, quindi può essere che ci sia stato un evento che ha scatenato questa cosa, ma dirla così non è semplice. Certo, va bene o non va bene smettere completamente di misurare la pressione? È chiaro che se devo ragionare da sanitario dico, a 80 anni tutto sommato ogni tanto un'occhiata ci va data. Poi è difficile capire quanto uno stia bene con se stesso, perché è difficile per noi venire a dire a una persona di 80 anni guarda che forse devi. Credo che ci sia una assunzione reciproca di rispetto e responsabilità, insomma, nei confronti delle persone. È giusto parlarne, dopodiché le scelte sono sempre libere, assolutamente. Certo, qui c'era la predisposizione familiare, diceva la signora, no? Che è un fattore di rischio importante. Certo, in più la signora comincia ad avere una certa età, quindi come diceva il dottor Galeazzi, non so se proprio metterei da parte l'apparecchietto della pressione, anche perché se ce l'ha in casa magari un'occhiata una volta alla settimana, un paio di volte alla settimana possono già essere indicative, insomma. Allora, stavamo parlando di malattia aterosclerotica, cause e fattori di rischio, li abbiamo un po' elencati, c'è anche qui la predisposizione familiare, dicevamo insomma che ci sono dei segnali da tenere d'occhio, no? I campanelli d'allarme, quali sono? Allora i campanelli d'allarme, come diceva anche la signora ipertesa si è sentita questo soffio e il curante le ha prescritto probabilmente un ecodoppler delle carotidi, da quel che abbiamo capito è che questo ecodoppler è negativo. Ecco, diciamo che la malattia aterosclerotica non è che sempre dia un sintomo, come ad esempio nel caso della carotide, quando dà il sintomo è un momento avanzato della malattia, perché la carotide non dà sintomi finché noi non avvertiamo dei disturbi ascrivibili a un'ischemia cerebrale che ci deriva dalla carotide, quindi l'ictus o l'evento ischemico transitorio, cioè una manifestazione neurologica che dura da qualche secondo a qualche minuto e che sparisce poi completamente. Certo, non dando segnali, non avendo sintomi, no, si verifica l'evento. Un evento acuto, chiaro, ecco. Invece per quanto riguarda il distretto degli arti inferiori c'è una sintomatologia invece
invece a cui possiamo prestare attenzione, che viene definita in termine medico claudicatio, viene anche descritta come malattia delle vetrine, perché una persona inizia a camminare e dopo un tot di metri che possono essere variabili, il chilometro, i 500 metri, i 250 metri, comincia ad avvertire un dolore al polpaccio per cui è costretto a fermarsi. Aspetta 1 minuto, 2 minuti, quindi è variabile questo tempo di recupero da paziente a paziente e poi riprende, dopo la medesima strada si riferma, insomma ha necessità ancora di fermarsi. Ecco, questo è un segno clinico che c'è un problema di arteriopatia a carico degli arti inferiori. Ecco, riprendiamo da qui, abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Marisa da Santa Lucia di Piave. Buongiorno. Buongiorno signora. Ogni tanto quando mi ricordo misuro la pressione arteriosa e di solito la minima è un po' altina. Non fumo, non bevo, non ho mai fatto uso di queste cose, cammino regolarmente tutti i giorni per più di 1 ora, camminata veloce, col roller perché sono una invalida e faccio però uso quotidiano di FANS, in particolare il piroxicam, che ne prendo 2 capsule al giorno da 40 mg. È associabile a questo discorso il problema dell'ipertensione minima che si alza? Grazie signora per la sua domanda. Dottor Galeazzi, grazie signora. Che cosa possiamo, con le poche chiaramente informazioni che abbiamo? Questa è una domanda da internisti, nel senso che i farmaci antinfiammatori, per quel poco che può sapere un chirurgo, perché il chirurgo è un buon artigiano ma non è un internista, hanno un effetto soprattutto sui reni. Quindi una valutazione, secondo me, corretta dovrebbe essere fatta da un nefrologo per capire se questo farmaco, con l'utilizzo a lungo termine di cui la signora ha necessità, ha avuto un sovraccarico, diciamo così, un effetto di sofferenza renale, per cui sentirei un nefrologo, sentirei un internista per capire se possiamo modificare la terapia analgesica o antinfiammatoria per dare respiro anche a degli organi importantissimi che sono i reni. È chiaro che una funzione renale che magari può essere alterata può darvi un aumento della pressione. Certo. È una valutazione che va fatta a tutto tondo, diciamo. È difficile dare una risposta sempre mirata, in questo caso una valutazione completa della funzione renale. Ecco, quindi insomma rivolgersi sicuramente ad uno specialista. Certo. Ci eravamo lasciate, dottoressa, parlando dell'arteriopatia degli arti inferiori, abbiamo un po' spiegato che sintomatologia dà, come viene trattata? Allora, innanzitutto parliamo di 3 grossi bracci di trattamento: la terapia medica, che comunque non prescinde dagli altri 2 tipi di trattamento, il trattamento cosiddetto endovascolare o poco invasivo e il trattamento chirurgico. Allora, il trattamento va ovviamente ritagliato su ogni singolo paziente, dipende anche dalla persona che noi ci troviamo davanti, perché magari abbiamo un paziente lavoratore giovane che claudica, quindi cammina a 100 metri e a questo paziente dobbiamo dare una risposta. Se ci troviamo invece il signore di 85 anni che claudica a 50 metri, 100 metri, ma che questa autonomia di marcia è sufficiente per le sue attività quotidiane, è ovvio che questo paziente non lo tratteremo, quindi c'è una valutazione proprio per ogni singolo paziente. Ecco, la terapia medica è fatta ovviamente è strutturata su quella che è anche la prevenzione dei rischi che abbiamo prima elencato, quindi ci sarà l'antipertensivo, la statina che controlla il colesterolo, l'antiaggregante piastrinico, quindi tanti pazienti assumono la cardioaspirina. Tra l'altro
come diceva il dottor Galeazzi, questi pazienti spesso sono già dei cardiopatici noti, per cui già arrivano con una terapia cardiologica che è anche adeguata per la problematica degli arti inferiori. Ecco, poi l'altra terapia cosiddetta medica è proprio l'esercizio fisico, il cammino. Il cammino è come una medicina, è come una delle medicine che noi prendiamo, quindi noi consigliamo sempre una passeggiata di almeno 20 minuti, mezz'ora, ma che sia quotidiana. Poi per quanto riguarda il trattamento endovascolare o chirurgico abbiamo anche delle linee guida internazionali a cui attenerci, perché tanti pazienti arrivano chiedendoci, perché l'hanno visto in TV, l'hanno letto sul giornale, il trattamento che non si taglia, quello che si va a casa il giorno dopo, ma non sempre questo trattamento è quello che fa per loro, e noi cerchiamo di attenerci a delle linee guida condivise, insomma, in tutto il mondo da questo punto di vista. Ecco, per il trattamento endovascolare quindi utilizziamo gli stent, insomma queste cose che sono parte anche della cardiologia interventistica, e per gli interventi chirurgici nella terapia dell'arteriopatia degli arti inferiori abbiamo varie tipologie di intervento e di una pesantezza anche diversa, dipende dalla lunghezza dell'ostruzione, quindi la breve ostruzione del vaso magari può essere trattata semplicemente con il trattamento endovascolare, quindi con l'accesso percutaneo, pungendo semplicemente l'arteria femorale all'inguine, invece per le ostruzioni molto più lunghe, che la terapia endovascolare fa fatica a ricanalizzare oppure riesce a ricanalizzare ma con durate nel tempo non di soddisfazione, allora preferiamo il bypass. E poi qua si apre un altro enorme capitolo sui materiali che noi utilizziamo per questo tipo di rivascolarizzazioni degli arti inferiori. Ecco, lo lasciamo per dopo, perché anche questo è un aspetto molto importante. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. 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 Buongiorno, ci dica pure. Ecco, volevo chiedervi per cortesia, io ho una placca calcificata sulla coronarica, sulla carotide, scusi, del 20-25%. Ho preso per diversi anni la cardioaspirina e da 3-4 anni che il medico mi ha detto che di non prenderla più, che posso stare tranquillo. Volevo avere una rassicurazione in merito. Se non potete darmela, mi fate una grande cortesia. Grazie, grazie per la sua telefonata. Grazie. Sentiamo chi vuol rispondere, dottor Galeazzi. Facciamo rispondere a lei esaustivamente a tutte le nostre telefonate. Il problema è questo, allora, è chiaro che la cardioaspirina è considerata un farmaco di prevenzione in senso lato. Cioè chi prende la cardioaspirina, secondo alcuni anche vecchi studi americani, ha una protezione nei confronti della malattia aterosclerotica nel tempo. Cioè hanno visto che popolazioni dove prendono la cardioaspirina e quelli che non la prendono, i danni di quelli che prendono la cardioaspirina sono molto minori rispetto alla popolazione che non la prende. Detto questo, è chiaro che se questo signore non ha dei fattori di rischio importanti, cioè non è diabetico, non è iperteso, non fuma, ha una vita attiva, ha una dieta diciamo congrua, quindi attenzione ai grassi, ai trigliceridi, ha un buon controllo del colesterolo, dell'HDL e l'LDL. Insomma si comporta bene. Si comporta bene, va bene, se ha tutte queste cose fatte bene è chiaro che la cardioaspirina può essere considerata anche un eccesso, con una placca stabile da anni al 20%. Qualora invece fossero presenti dei fattori di rischio, anche se modesti, invece una terapia è considerata assolutamente di protezione. Poi, ripeto, ci sono una serie di lavori che parlano dell'uso di statine, dell'uso dell'aspirina associata nei pazienti che presentano la placca aterosclerotica, e la progressione di malattia è molto più lenta, c'è un guadagno in senso assoluto sull'aspettanza di vita. Dobbiamo collocare i pazienti nelle loro caselle, capire a quale gruppo appartengono, qual è la terapia più congrua, oppure qual è il comportamento da consigliare per evitare, se magari ci sono intolleranze, l'aspirina può dare delle forme di irritazione gastrica, eccetera. Se ci sono delle alternative
di tipo dietetico, di tipo comportamentale che possono aiutarci. Quindi, Dottor Galeazzi, fondamentale insomma, affidarsi per la terapia sempre allo specialista. Assolutamente non sì. il fai da te. No, quello no. Anche perché le terapie hanno comunque delle controindicazioni, vanno, come diceva la dottoressa giustamente, ogni trattamento dovrebbe essere su misura per il paziente, dovremmo ritrarre un vestito che è per lui. E per fare questo dobbiamo guardarcelo bene, dobbiamo studiarcelo bene, dobbiamo capire quali sono i suoi comportamenti, riuscire ad arrivare a una terapia tailored, direbbero gli inglesi, cioè tagliata su misura, è il punto di arrivo per noi, pensando alla chirurgia e al trattamento endovascolare come ultimo step, ultimo gradino da raggiungere, ma lavorando sul paziente nel suo insieme. Quindi farlo camminare per evitargli un intervento chirurgico significa evitargli uno stress, un rischio assoluto, un problema, anche perché un intervento o un trattamento endovascolare hanno una durata nel tempo. Le casistiche ci dicono a 5 anni, a 3 anni, a 10 anni. Quanti di questi pazienti arrivano col bypass pervio, con il lavoro che è stato fatto ancora funzionante a distanza di tempo, con i fattori di rischio corretti, eccetera. È chiaro che se possiamo trattare solo quando è necessario, nel momento in cui sappiamo che il rischio sta aumentando, riduciamo sicuramente una serie di problemi legati qualche volta a un ipertrattamento dei pazienti. Quindi l'ideale sarebbe che per ogni paziente trovare la terapia, il sistema la dieta, già dimagrire, non smettere di fumare. In un paziente che cammina 200 metri, dopo 6 mesi mi camminerà 500 metri. Lo vediamo che i comportamenti ci aiutano moltissimo e in più si guadagna anche in termini di autonomia personale, certo. Cala la pressione, la qualità di vita aumenta. Benefici insomma sono È un lavoro moltissimi. sulla persona, non fissato sulla chirurgia, è un lavoro sulla persona. Altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno. Alla Guadalupe Daniele. Buongiorno, chiedo alla regia se ci alza un po' il volume perché sentiamo poco qui in studio, grazie. Buongiorno, prego, con chi parliamo? Con Guadalupe Daniele da Venezia. Daniele, ci dica pure. Sono giù di voci purtroppo. Ecco, cerchiamo di... pure. Mi sente adesso bene? Sì, la sentiamo, prego. Allora, io ho quasi 80 anni e ho moltissime patologie. Tra le varie mi è stato riconosciuto un grosso problema alla valvola tricuspidale al cuore e riesco a fatica a respirare, tanto è vero che ossigeno cosa. Però non trovo nessuna indicazione sulla risoluzione del problema della valvola. Ho tante altre terapie, quelle per esempio del respiro, quello della pressione, quella della... Chiedo quanto potrò vivere ancora? Grazie, scusate l'ironia. Buongiorno. Insomma, È una bella domanda, questo signore ha un impegno importante, è chiaro che finiamo anche in un altro ambito, nell'ambito della cardiochirurgia, quindi questa è una domanda da fare ai colleghi della cardiochirurgia, che sia i colleghi di Mestre, che siano i colleghi di Treviso. L'importante è capire qual è la funzione della valvola, quanto è la funzione residua della valvola, se è correggibile con una terapia, se è necessario un intervento chirurgico, quali sono le patologie che sono associate. Su questo non si può dare una risposta, cioè non puoi dare una risposta quanto potrà essere, quanto sarà lunga la mia storia, non lo sappiamo, perché su questo ho imparato a non dare mai dei numeri, perché rischi proprio di fare delle figuracce, assolutamente. Allora mandiamo intanto un abbraccio al nostro telespettatore, certo. Gli diciamo di godersi ogni giornata e ogni attimo. Però una valutazione cardiochirurgica o cardiologica gli sa dare delle risposte. Sarebbe necessaria. Sì. Allora, tornando invece al telespettatore di prima che aveva un problema alle carotidi, parliamo di queste, della patologia ostruttiva delle carotidi, dottor Galeazzi.
È una patologia che, come diceva la dottoressa, non ci dà nessun segno finché non diventa sintomatica, e il sintomo può essere anche importante perché ti ritrovi con una parte del corpo che non funziona, perché improvvisamente, a seconda del distretto colpito, la carotide destra va col corpo a sinistra e viceversa. Per l'occhio invece è consensuale, quindi ci si trova con una paralisi e dice: come è successo? Non ho mai avuto niente, non ho mai avuto nessun sintomo. È chiaro che prima che questo succeda va fatta una diagnostica, va sospettata la malattia. In chi va sospettata? Ci siamo detti: è un paziente che ha una malattia degli arti inferiori, un'arteriopatia, è un paziente che ha una coronaropatia, è un paziente che ha una familiarità per aterosclerosi, è un fumatore, è un diabetico, è un iperteso. Bene, è giusto che questi pazienti nel tempo possano fare un primo controllo semplicissimo, perché è un esame assolutamente semplice, ambulatoriale, un ecodoppler dei tronchi sovraottici, dei vasi del collo, e già si ha una diagnostica, già si ha un'idea. Questa è la prevenzione, diciamo, non primaria, è una prevenzione secondaria, o comunque una diagnosi precoce, chiamiamola. La prevenzione primaria sarebbe togliere tutti i fattori di rischio. In questo momento, già con questo dato, possiamo dare al paziente un'idea di quale può essere il sistema di sorveglianza. È una placca stabile, una placca al 30%, ci si vede tra un anno, tra 2 anni. Che significa? Vuol dire che se una placca dà un restringimento a questo vaso, cioè dà una stenosi del vaso al suo interno del 30 o 40%, è una placca che lì può vivere, è asintomatico, il paziente non ha mai avuto nessun tipo di disturbo. Se la placca è una placca stabile, vuol dire che non ha delle componenti che fanno pensare a una placca con potenziale embolizzabile, quindi una placca di grasso, ma una placca calcifica. Sono pazienti che puoi controllare una volta all'anno negli ultimi 2 anni. Quindi sostanzialmente, se ho capito bene, è un'ostruzione che sappiamo che è lì, che viene monitorata, si riesce a monitorare. Perché? Perché è ovvio che nel paziente asintomatico esiste, nel momento in cui lo trattiamo, il paziente che non ha mai avuto sintomi, esiste un rischio chirurgico, esiste un rischio endovascolare, se lo trattiamo con la metodica endovascolare, esiste un rischio legato alla terapia medica. Quindi nei pazienti che come cut-off, che come limite consideriamo chirurgici, che sono il 70%, stenosi del 70%, in questi pazienti abbiamo queste 3 braccia: terapia medica, chirurgica e endovascolare. I rischi di queste tre terapie sono quasi sovrapponibili. Quindi nel paziente asintomatico con placca stabile, molto spesso una decisione saggia può essere, se il paziente ha delle comorbidità importanti e se ci sono delle situazioni anche sue personali importanti, andare alla sorveglianza, quindi evitare un trattamento che può portare a un rischio assoluto maggiore. Chiaro, poi insomma ogni valutazione viene fatta su ogni paziente. Dottoressa Nicolai, parliamo di arterie. L'aorta è la più grande e importante arteria del corpo umano. Che funzione ha? E poi andiamo a parlare anche di che cosa può accadere a questa aorta. L'aorta sì, appunto, è la più grossa arteria che abbiamo nel corpo, inizia dal cuore, quindi parte dal cuore, e ha il compito di distribuire sangue attraverso tutti i vasi collaterali, attraverso tutte le strade secondarie che si staccano a tutto il nostro organismo. Allora, una delle patologie più frequenti che interessano l'aorta è la dilatazione aneurismatica, cioè l'aneurisma. Noi parliamo di aneurisma quando il diametro di questo vaso diventa 1,5 volte 2 il suo diametro standard, naturale, nativo. Non volevo usare nativo per essere... Ecco, allora, riferendosi a un uomo... invece di restringersi si dilata. Ecco, diciamo in un uomo l'aorta ha in genere un diametro medio di circa 2 centimetri,
Parliamo di aneurisma quando siamo sui 2,5-3 centimetri di diametro. Ecco, dobbiamo sempre guardare il diametro e mai l'estensione, perché l'estensione di questo aneurisma può essere variabile, essere localizzato solo nella parte addominale dell'aorta, che è il sito più frequente. Può essere anche esteso verso l'aorta toracica, verso l'arco aortico, quindi può avere appunto queste estensioni variabili, ma Quali la più frequente. sono le cause? Come mai si dilata in questo modo? Allora, ci può essere un certo grado di familiarità, per cui a volte trattiamo pazienti che hanno avuto il fratello, hanno avuto il papà con questo tipo di patologia. E le altre due cause fondamentali sono il fumo e l'ipertensione. E tra l'altro c'è Sono anche... parole ricorrenti Sì. queste all'interno di questa trasmissione. Sì. E tra l'altro c'è anche una stretta associazione tra l'aneurisma dell'aorta addominale e altri distretti, perché a volte la malattia aneurismatica può interessare altre arterie. Ad esempio il 10% dei pazienti che hanno l'aneurisma aortico hanno anche l'aneurisma delle arterie poplitee, cioè dell'arteria dietro il ginocchio, nel cavo popliteo. Quindi per questo noi quando li vediamo in ambulatorio facciamo sempre un controllo ecografico dell'arteria poplitea chi invece ha l'aneurisma apopliteo spesso ce l'ha bilaterale e nel 40% dei casi ha associato anche l'aneurisma aortico, quindi sono due, è la stessa patologia, diciamo, sono due facce della stessa medaglia che vanno spesso a braccetto. Che cosa fa il fumo in particolare su questa parete aortica? Il fumo sembra che acceleri la degradazione del collagene e delle fibre elastiche che sono nella parete aortica, per cui si sfianca come questa parete, non ha più la sua elasticità. E tra l'altro avevamo anche fatto uno studio in collaborazione con l'Università di Novara alcuni anni fa e avevamo visto che ci sono delle cause diverse tra l'aneurisma aortico e quello popliteo, intervengono proprio dei meccanismi come dire, molecolari completamente diversi, per quanto la patologia sia la stessa. Poi per quanto riguarda il trattamento dell'aneurisma, anche qui non guardiamo solo il diametro dell'aneurisma, l'indicazione al trattamento è sui 5,5 cm di diametro, sui 5 cm nella donna, quindi 5,5 nell'uomo e 5 nella donna, perché la donna ha mediamente un diametro aortico più piccolo rispetto a quello dell'uomo. E guardiamo anche la morfologia di questo aneurisma, cioè la sua forma, perché la classica forma fusiforme è quella che meno ci dà problemi. Se invece questa forma comincia a avere così delle estroflessioni oppure essere questa dilatazione spostata tutta verso un lato, allora sì, lì ci preoccupiamo e magari tendiamo a dare l'indicazione al trattamento con una dimensione magari inferiore. E un altro aspetto che guardiamo è la posizione trombotica. Spesso ci arrivano in ambulatorio pazienti preoccupati perché hanno fatto un'ecografia addominale, come ormai tutti penso abbiamo fatto, e si riscontra questa dilatazione dell'aorta con una posizione trombotica. Allora questo fa parte della storia naturale dell'aneurisma, è normale che ci sia questa posizione sulla parete dell'aneurisma. Ecco, quando noi non vediamo questa apposizione trombotica, abbiamo un certo tipo di diametro sui 4-5 cm, allora sì che cominciamo a preoccuparci. In realtà questa posizione trombotica dà, come dire, un po' di spessore alla parete, la rende un pochino più robusta, ecco. Una finta sicurezza. Ecco, quasi, una finta diciamo. sicurezza, ecco, però insomma ci preoccupa un po' meno, ecco, in questo senso. Come si manifesta? Allora, l'aneurisma, così come le carotidi, non dà segno di sé. È silente. È silente. Allora, diciamo che l'aneurisma rotto, che è
la manifestazione massima, acuta, diciamo, certo, dell'aneurisma, è diventata una causa di morte che riguarda il 3-4% della popolazione, ed è una percentuale che è andata a ridursi negli anni perché l'ecografia è così diffusa, vuoi per problematiche urologiche, ginecologiche, il controllo di una colecisti, un dolore addominale, quasi tutti un'ecografia abbiamo fatto, e quindi nell'ecografia può essere che tu riscontri questo aneurisma. Nel momento in cui è stato diagnosticato si segue un follow up o comunque si seguono dei controlli seriati nel tempo a seconda del diametro, quindi va valutato il diametro e anche la velocità di crescita di questo aneurisma. Magari ci sono aneurismi che rimangono là per anni a 3 centimetri, 4, e mai li dovrai operare, altri invece che crescono quei 3-4 mm l'anno. Ecco, quelli sono da monitorare anche in maniera più stretta, magari ogni 6 mesi, ogni 8 mesi, basta l'ecografia. Il segno di sé è che magari qualcuno si sente una pulsatilità, qualcosa che pulsa nella pancia. A volte vengono in ambulatorio e dicono mi sento un cuore nella pancia. Quello può essere un primo campanello d'allarme, ecco. Quindi raramente vediamo l'aneurisma rotto, ci giungono in ambulatorio proprio per questa ragione, è un riscontro occasionale, un'ecografia. Quando si rompono questi aneurismi danno delle sintomatologie che sono abbastanza variabili. C'è la sintomatologia acuta che può essere lo shock emorragico oppure dei dolori anche che magari trascuriamo perché danno dei dolori lombari che simulano effettivamente mal di schiena, nei dolori diciamo nella piega inguinale che magari diciamo non so è la schiena, è un'ernia, sì, quindi è una sintomatologia anche così sfumata che a volte è proprio difficile da ascrivere all'aneurisma. È facile anche sottovalutare, poi insomma può accadere. Allora noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi. Ritrovati in studio ancora in diretta insieme, parliamo di arterie, vene, insomma di tutte le patologie che possono riguardarle, abbiamo parlato di diagnosi, di trattamento e allora insomma dottor Galeazzi abbiamo detto che i fattori di rischio sono innumerevoli, no? Tra questi c'è anche la predisposizione familiare, insomma quindi quel corredo genetico che ci portiamo dietro. Quali sono un po' i controlli periodici che sarebbe il caso di fare, di sottoporsi ogni tanto insomma per diagnosticare anche preventivamente una possibile patologia? Certo, se le persone presentano alcuni fattori di rischio, ci ripetiamo, ma il diabete, l'ipertensione, il fumo di sigaretta, una familiarità, è chiaro che se non sono ancora presenti, evidenti, perché non hanno avuto una manifestazione clinica, i segni di un interessamento sistemico, vuoi delle carotidi, vuoi degli arti inferiori, può essere utile, senza però in questo senso esagerare con una ricerca spasmodica a tutti i costi di una patologia, ma può essere utile un controllo. La cosa più semplice è una visita medica. L'angiologo, il chirurgo vascolare, una semplice visita già ci orienta, senza chiedere esami strumentali, già ci orienta. La palpazione dei polsi, cioè andiamo a cercare il polso radiale, il polso tibiale, la valutazione clinica, se ci sono presenti delle piccole lesioni sulle dita, delle piccole ulcere, la palpazione dell'addome, l'ascoltazione dei soffi. Diciamo la vecchia semeiotica medica già ci aiuterebbe a avere un'idea di diagnosi. In quel momento possiamo pensare a un esame già di secondo livello o di primo livello, quindi un ecodoppler, e con quello già chiariamo il problema nella maggior parte dei casi, e solo una piccola parte dei pazienti poi ha bisogno di un esame più invasivo o comunque più importante, come può essere un angiotac, un'angiografia, una risonanza magnetica,
per avere a quel punto una diagnosi più precisa che ci possa già far valutare se c'è un'indicazione o meno a un trattamento e quale. Quindi intanto visitarli, perché è una cosa che ogni tanto ci si dimentica e si va a chiedere esami strumentali anche in maniera eccessiva. Una volta visitati possiamo già dare un'idea. Esiste un gruppo di chirurghi vascolari, di angiologi, colleghi di Castelfranco Veneto che vengono anche qui a Treviso durante la settimana, già una valutazione che diventa già una valutazione multidisciplinare, perché poi molto spesso si chiede al radiologo quali sono gli esami che potremmo fare, con quale esame avremo un'idea molto più chiara del problema. Già quello ci aiuta ad avere un inquadramento e su quell'inquadramento poi possiamo ragionare. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, buongiorno, ci dica Buongiorno pure. anche sugli ospiti. Dica pure. Niente, volevo fare una domanda e se mi possono rispondere. Prego. Io ho mio marito, 79 anni, praticamente è da 2 o 3 anni che ha sempre mani freddissime, ma gelate, e anche i piedi. Da cosa può dipendere? E praticamente ha la fibrillazione atriale, prende un anticoagulante e basta così. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a lei. Chi vuol rispondere? Dottor Galeazzi, prego. Io vi ringrazio per la stima, grazie. Come, insomma... No, io vi ringrazio. Signora, buongiorno. Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente quando mi parlava di mani e piedi freddi, anche se a 79 anni magari una manifestazione che si vede poco, è non è una patologia, ma è una sintomatologia che viene chiamata fenomeno di Raynaud. È un vasospasmo che è esacerbato, diciamo aumentato a volte dall'esposizione al freddo o agenti atmosferici, cioè cambiamenti di temperatura. È chiaro che per sapere se questa manifestazione è evidente si fa un esame clinico, una visita, nel senso che si vede se in questa visita il paziente ha i polsi, se ha delle alterazioni facendo alcuni movimenti con le braccia, se è un movimento di iperabduzione, quindi capire se nel passaggio delle arterie e delle vene nella zona del distretto della spalla e della clavicola c'è quello che viene chiamato pinza costoclavicolare, quindi qualche volta per una ipertrofismo dei muscoli viene schiacciato il vaso, per cui può dare delle manifestazioni neurologiche e vascolari miste, quindi capire se c'è un'alterazione del microcircolo e valutare se con una terapia molto semplice qualche volta questo fenomeno scompare. Quindi consigliamo una visita specialistica? Una visita specialistica, assolutamente. A volte era un fenomeno che veniva etichettato come psicosomatico, perché spesso riguardava persone di sesso femminile molto giovani con un habitus ansioso, questo veniva scritto nei libri una volta. Ed è un fenomeno che è transitorio, perché quando finisce la causa che scatena questo, cioè la motivazione magari di tensione anche ambientale, l'ansia, finiva il disturbo. Io mi ricordo negli anni universitari, ogni volta che andavo agli esami mi si gelavano alcune dita delle mani. Il fenomeno è sparito quando ho finito di studiare, diciamo studiare all'università. Probabilmente era un fenomeno psicosomatico legato alla tensione che vedeva, questo è un aneddoto voglio dire, però molto spesso vediamo persone che soffrono di queste cose. Poi in questo caso la signora diceva anche i piedi, ed è abbastanza evidente questo perché sembra proprio un fenomeno di Raynaud. Se si trasformasse in sindrome allora diventerebbe un problema, per cui un esame clinico è doveroso. Certo. Ultimi minuti a nostra disposizione per parlare di un tema importante, quello della riabilitazione, sì. Dottor Galeazzi. Come viene impostata? La riabilitazione, soprattutto nei pazienti claudicanti, quelli che presentano claudicazio, quindi che fanno fatica a camminare, è un approccio al paziente in senso lato, quindi non alla patologia in quanto tale, ma alla correzione dei fattori di rischio innanzitutto. E uso un termine forse scorretto, ma insegniamo al paziente a camminare, come se
da bambini ci insegnano e ci spiegano e ci fanno vedere e ci tengono con le mani e ci aiutano a camminare. Nel senso che utilizziamo il cammino come terapia. E in ambito internazionale i paesi che hanno centri di riabilitazione importanti, uno di questi è la Norvegia ad esempio, il Nordic Walking è uno di questi fenomeni, diciamo così. I colleghi che si occupano di questa cosa in giro per il mondo hanno dei risultati strepitosi, ma risultati vuol dire non operare i pazienti, cioè non sottoporre il paziente a un trattamento invasivo, vuoi chirurgico o vuoi endovascolare, perché se sono lesioni per i quali il trattamento può essere un rischio elevato, l'esercizio del cammino con la terapia associata diventa salvavita e salva funzione. In alcune persone abbiamo visto, perché poi quello che imparano nei centri di riabilitazione lo possono fare a casa. E abbiamo visto dei miglioramenti spaventosi, quindi è assolutamente da implementare questa metodica. Tutti esercizi che poi si possono appunto autonomamente riprodurre a casa e quindi insomma si può possiamo trovarci un percorso, capire come fare questo percorso, con che velocità fare questo. È un esercizio vero e proprio che si impara e con il quale riusciremo a migliorare la nostra performance di marcia, a avere un'autonomia sufficiente per le nostre attività quotidiane, a seconda dell'età, di quello a cui dobbiamo per le nostre abitudini, per il nostro lavoro, senza dover ricorrere a un trattamento sanitario chirurgico o endovascolare, quindi con dei rischi importanti, con anche dei costi completamente diversi, sia per il paziente, costi nel senso di impegno fisico, sia per il sistema. Certo. Dottoressa Nicolai, in questa ora che abbiamo trascorso insieme abbiamo detto insomma predisposizione familiare, ipertensione sono insomma le parole un po' ricorrenti, ma soprattutto fumo. Nell'ambito dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, da questo punto di vista, che cosa si è attuato? Allora, è possibile smettere di fumare innanzitutto essendo motivati nel farlo e comunque c'è un ambulatorio dedicato proprio alla sospensione del fumo presso l'ORAS di Motta di Livenza. È un ambulatorio in cui c'è del personale medico dedicato, in particolare c'è un cardiologo, c'è uno pneumologo, c'è un supporto psicologico, c'è proprio lo psicologo in questo ambito e anche una dietista che insegna anche a cucinare, proprio ad avere anche un'alimentazione bilanciata, anche perché uno dei pensieri di chi smette di fumare è quello anche di prendere peso, per cui c'è un aiuto anche in questo senso. Quindi a questo ambulatorio può accedere chiunque, sia il malato che ha patologie di tipo cardiovascolare, neurologico, pneumologico, oncologico, diabetici, ma anche chi non ha necessariamente un problema di salute ma che desidera smettere di fumare. E un altro ambulatorio è presente anche a Castelfranco. Ecco, io ricordo i numeri insomma, che si possono chiamare per avere qualche informazione, dello 0422 287313 per l'ambulatorio di Motta di Livenza e 0423 73 2759 invece per l'ambulatorio di Castelfranco Veneto. Sono degli incontri, come si svolgono sì, allora, le sedute? So che a Motta di Livenza credo sia un incontro settimanale e la sera, quindi anche per chi lavora c'è la possibilità di poter frequentare questi ambulatori che diventano più che un ambulatorio anche un momento di insieme, perché è un gruppo che frequenta e poi c'è anche una continuità anche finito il percorso, perché c'è un monitoraggio anche di quel che succede dopo, perché magari c'è qualcuno che smette per un certo periodo ma poi magari ritorna la tentazione di riprendere la sigaretta, quindi c'è anche proprio un prosieguo di questo cammino. Ecco. Certo.
In chiusura voleva aggiungere qualcosa lei, dottor Galeazzi, proprio su questo aspetto fondamentale. Abbiamo detto, per quanto riguarda lo smettere di fumare, la volontà, no? E poi importantissimo anche insomma, in tutte le terapie che poi si possono attuare nelle varie problematiche, il dialogo, no? con le persone, con i pazienti. Vorrei che le persone pensassero che buona parte della possibilità per evitare, voglio dire, dei guai è nei loro comportamenti. Vorrei che considerassero la chirurgia o comunque gli interventi invasivi come una possibilità, ma a cui ricorrere nel momento in cui, vuoi nella patologia neurismatica perché non vi sono delle alternative terapeutiche, o nella malattia carotidea per esempio, ma per gli arti inferiori riuscire a pensare alla chirurgia come ultima soluzione vuol dire che si sono impegnati in un percorso per se stessi alla fine, perché non ci guadagniamo solo noi medici, perché siamo più felici nel vedere un paziente che sta bene senza dover essere aggressivi nei loro confronti, aggressivi in senso buono, cioè dover ricorrere a un'ospedalizzazione, a dei tempi importanti di recupero, perché vuol dire che anche la qualità di vita è migliorata per loro e per noi è la soddisfazione maggiore. E in questo momento vorrei proprio che ragionassimo lasciando la chirurgia per un momento fuori, ecco, ragionassimo tra persone che cercano il bene di chi gli sta davanti. Grazie al dottor Edoardo Galeazzi, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare all'ospedale Cafoncello di Treviso, e alla dottoressa Laura Nicolai, dirigente medico della stessa unità operativa all'ospedale Cafoncello di Treviso. Grazie Alice. Grazie a voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.